Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla nuova puntata di Sveglia Trieste. Come sempre la rassegna stampa e i collegamenti con la polizia locale, la situazione meteo che chiaramente ha fatto preoccupare in questi giorni. Poi gli ospiti, avremo con noi Giorgio Cecco della lista di piazza questa mattina a partire dalle ore 8, poi saremo in compagnia di Alessandra Guerra di Pace, Terra e Dignità, candidata alle elezioni europee. Non si hanno ancora nuove notizie dei giovani travolti dalla piena del Natisone, che sono chiaramente la notizia del giorno di ieri e di oggi in Friuli Venezia Giulia. La tragedia sul Natisone, i vigili del fuoco hanno tentato di lanciare le corde. I tre fra i 20 e i 25 anni hanno chiamato i soccorsi e atteso abbracciati, poi sono scomparsi. Hanno atteso abbracciati tentando di costituire una difesa più forte della violenza delle acque in attesa dell'arrivo dei soccorsi prima di essere travolti dalla piena del fiume Natisone, arrivata all'improvviso nella zona del cosiddetta Pre-Mariacco Beach, dove appunto in fasi di calma si va al bagno, tra virgolette, sul fiume Natisone, il tipo di fiume torrentizio che quindi è sottoposto a forme di piena anche improvvisa. Le loro urla disperate sono state udite dai passanti, tre tutti fra i 20 e i 25 anni, risultano dispersi. Sotto la testata la notizia della crescita della rotta balcanica, l'ONG l'International Rescue Committee segnala un più 22% nel 2023, ma solo un profugo su 5 rimane. Il 15 agosto del 2021 i talebani entrarono a Kabul, il 30 dello stesso mese l'ultimo soldato americano lascia l'Afghanistan occupato da 20 anni. Quando tutto ciò avviene, viene previsto un flusso di profughi verso l'Europa, che poi finisce per avere Trieste come punto d'arrivo della rotta balcanica. Le altre notizie: Banca Italia, la stagnazione non è un destino, giù il debito, i problemi sono noti, l'alto debito che ci zavorra e va tagliato, la demografia in declino, i giovani che vanno all'estero, la sfida tecnologica mondiale e le tensioni geopolitiche. L'Italia e l'Europa però possono superare le difficoltà. Il nostro Paese non è condannato alla stagnazione, lo dice Banca Italia. E poi ancora il pacifismo elettorale dell'Italia e l'analisi di Carlo Bertini. Le altre notizie sulla questione appunto Natisone: ricerche continue, protezione civile in azione con i droni. La notizia di cronaca su Trieste, accoltellato in via d'Azeglio, sembrava un indemoniato, a parlare il 37enne che appunto ha subito la violenza, rientrava da casa dopo aver chiuso la sua serata lavorativa in un ristorante pizzeria poco distante. Laboratori Varzi in assemblea, via alla trattativa. E ancora nuove norme di concessione per la gestione del Palarubini, riconosciute dalla Pallacanestro Trieste parte delle spese di manutenzione future. E poi Summer, scelto dal Colle, Cavaliere del Lavoro, dice: lo dedico a mio padre. 20.000 fa invece in arrivo per Ultimo. A Rocco la biglietteria aprirà dalle 16.30, domani le porte ai fan di Ultimo saranno aperte alle ore 16 per la consueta corsa, diciamo, delle fan più sfegatate per accaparrarsi un posto in prima fila nella sezione Prato Gold, come si dice in gergo tecnico. Andiamo a vedere appunto le immagini del fiume Natisone, i ragazzi colti dall'ondata di piena, li vedete abbracciati, evidentemente non pensavano che l'acqua potesse raggiungerlo. Travolti, tre giovani sorpresi dalla piena dispersi nel fiume, hanno chiamato i soccorsi, atteso abbracciati, poi sono stati trascinati via. Andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione di TV12 che è andata in diretta per tutto il pomeriggio per seguire l'evoluzione dei fatti e capire se potevano effettivamente essere salvati. Potete vedere, questa è la situazione del fiume Natisone che si è ingrossato nelle ultime ore a causa delle forti piogge che si stanno scaricando soprattutto nella zona slovena e che porta a valle la piena del fiume. Chiaramente si tratta di tre giovani stranieri, come hai tu sottolineato nel corso di questa apertura della diretta,
che si erano accampati nel Natisone per passare, come si dice, una serata senza però seguire l'allerta meteo che era stata emessa dalla Protezione Civile, ma che attraverso i social insomma era disponibile. Sta di fatto che si sono trovati bloccati in questa ansa del fiume all'altezza del ponte romano, tra la diga e il ponte romano del Natisone, trovati in mezzo, hanno lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi, all'arrivo dell'elicottero però di loro non c'era nessuna traccia. In questo momento stanno lavorando chiaramente i vigili del fuoco, le squadre della protezione civile lungo tutto il tratto del fiume che parte dal punto in cui è scattato l'allarme fino all'altezza di San Giovanni al Natisone. Sul posto anche l'elicottero drago dei vigili del fuoco che sta perlustrando passo dopo passo quello che è il percorso del fiume. Notizie ultime non ci sono, quindi non bene comunque. Hanno provato a vedere se per caso si fossero aggrappati sugli alberi, sono andati su anche con una barca, salendo e risalendo le sponde, sperando di trovarli. Fino adesso non c'è stata nessuna traccia. Senti, mi confermi che erano all'interno della zona tra la diga e il Ponte Romano, no? Sì, sulla famoso Premariaco Beach. Certo. Sono stati colti dalla piena, probabilmente dal panico, e dopo è arrivata l'ondata, perché tu sai bene che il Natisone è un fiume torrentizio, quindi arriva la piena tutto ad un botto e sono partiti con la piena. Allora, andiamo a vedere anche le immagini dei video che sono circolate ieri immediatamente in rete, girate con gli smartphone dalle persone che erano in apprensione, in attesa sopra il fiume, nella speranza appunto che fossero recuperati. Ecco, questa quella più significativa, con i tre che si abbracciano e sperano in questo modo di fare maggiormente forza e di evitare di essere trascinati, via. Tra l'altro è confermato che i 3 giovani dispersi sono di nazionalità rumena, si tratta di una ragazza di 20 anni, figlia di genitori rumeni, residente a Campoformido. L'altra ragazza di 23 anni era invece giunta 3 giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori che abitano a Udine, poi sarebbe tornata in Romania. Il ragazzo di 25 anni che conduceva l'auto abita in Austria ma è domiciliato a Udine. Patrizia, 20 anni, era la ragazza, una delle ragazze, Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno di Accademia delle Belle Arti di Udine, residente con la famiglia a Basaldella di Campoformido. Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per farsi visita ai genitori che vivono nel capoluogo giuliano, e un loro caro amico 25enne originario della Romania e residente in Austria. Se saltiamo un attimo al sito del Messaggero Veneto vediamo anche la foto di Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine e residente appunto a Basaldella di Campoformido, alle porte di Udine. Con l'ottima regia di Guido Indri vediamo anche l'ultimo video, quello più impressionante, quello che ci mostra come i tre vengono portati via dalla corrente. Vedete, in due cercano in qualche modo di nuotare, c'è l'autogru dei Vigili del Fuoco che prova a lanciare delle cime in direzione dei tre, i quali non riescono ad afferrarle nel tentativo appunto di salvarsi con l'aiuto dei pompieri, e poi vengono portati via in quest'ansia veramente in cui la piena scorre in modo impetuoso. E dunque insomma oggi proseguiranno anche le ricerche con i droni, ma ovviamente insomma le speranze di trovarli vivi sono ridotte ormai al lumicino, è inutile girarci attorno. Ovviamente insomma, si spera ancora, ma la situazione, come potete vedere, era molto complessa. Qui ci sono le foto con le indicazioni proprio dei tre all'interno del fiume. Protezione civile, da oggi entreranno in azione i droni. Federica Riccardi, comunità in ansia, in serata ricerche sospese. Il ministro Musumeci, speriamo siano trovati presto. Il presidente della Camera Fontana, seguiamo con apprensione gli sviluppi di questa vicenda. Oggi in azione i droni per chiaramente tentare di recuperarli.
Allora, andiamo ancora avanti. Io l'ho uccisa, il racconto di Andrea davanti ai poliziotti, sospetto che Giada sia stata stordita e poi lanciata dal cavalcavia. Ha ammesso di averla uccisa e crollato mercoledì pomeriggio davanti ai poliziotti. Andrea Favero, camionista di 38 anni, ha detto di aver preso la testa e di aver ammazzato la sua compagna Giada Zanola di Brescia. Andiamo avanti, attualità, come detto la questione rotta balcanica, i dati dal 2023, 16.052 le persone incontrate per la prima volta a cui è stato dato supporto, il 4% solo sono donne, il 96% sono uomini, il 76% sono adulti, il 24% bambini, ecco resta da capire questo bambini se si riferisce effettivamente a infanti oppure a persone con età minore di 18 anni. I 16.000 migranti in fuga, report IRC, gli arriva a Trieste nel 23, solo 1 su 5 chiede asilo in Italia. Dal 2021 la squadra dell'International Rescue Committee, fondata nel 1933, collabora con le realtà locali di solidarietà. Gli afghani sono la maggioranza, pari al 68% del totale, scappano da povertà, fame e persecuzioni dei talebani. La tendenza è quella per la gran parte di passare dal Friuli Venezia Giulia senza fermarsi, così da raggiungere altri paesi europei. Solo il 7% dei minori non accompagnati chiede aiuto in città. Lo scorso anno intercettati dai volontari 3.000 giovani giunti senza famiglia, spesso dormono all'addiaccio e non entrano in contatto con alcun servizio. Questi sono i dati appunto forniti dal rapporto 2023 di International Rescue Committee. Andiamo ancora avanti, Trump all'attacco nel comizio show, processo farsa in uno stato fascista, dice la strategia del tycoon è gridare il complotto per far salire le donazioni presentandosi come un prigioniero politico. Un processo farsa truccato in un paese fascista orchestrato da Joe Biden con un PM fazioso e un giudice corrotto. Insomma, non va leggero Trump. All'indomani dello storico verdetto di colpevolezza per il caso pornostar, prima condanna penale per un ex presidente americano, Donald Trump ribadisce la sua innocenza preannunciando appello e rilancia i suoi attacchi a 360 gradi. È una minaccia alla democrazia dire che un processo è stato truccato quando non ci piace il verdetto e dai responsabili, ha detto invece il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ecco, quello che succede è questo, i suoi fan incendiano il web, andiamo a impiccarli tutti, alcuni tra i sostenitori invocano attacchi ai giurati, altri vogliono l'esecuzione del giudice, oltre all'uccisione di tutti i liberali, il clima è di altissima tensione, una vera e propria chiamata alla rivolta civile che The Donald fomenta su Truth. Ovviamente insomma, si spera che rientri la questione perché insomma, andare a elezioni in questo clima sarebbe veramente pericoloso. Biden in pressing su Hamas, accetti il piano israeliano, la roadmap in 3 fasi, l'unica possibilità secondo il presidente americano per fermare la guerra a Gaza e consente il rilascio degli ostaggi del 7 di ottobre. Anche Berlino dall'ok a Kiev, via le restrizioni sui missili, svolta il vertice NATO di Praga. La moral suasion del segretario generale Stoltenberg aveva già convinto molti alleati a rimuovere le restrizioni sulle armi fornite a Kiev per contrastare l'avanzata dei russi su Kharkiv e con la luce verde degli Stati Uniti anche gli ultimi indecisi come la Germania hanno gettato la spugna autorizzando gli ucraini a difendersi anche in questo modo dagli attacchi. La stagnazione non è un destino, ma Panetta avvisa giù il debito. Il governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali, l'Italia può tornare a crescere, ma ci sono problemi gravi. I problemi sono grandi, noti e non vanno ignorati. L'alto debito che ci zavorra va tagliato, la demografia in declino, i giovani che vanno all'estero, la sfida tecnologica mondiale e le tensioni
geopolitiche. Focus sulla ripresa post-Covid, il nostro paese è cresciuto più di Francia e Germania e questo fa ben sperare. Il tema giovani, il tasso di disoccupazione tra i 20 e i 34 anni è aumentato rispetto al dato medio dell'area euro. Fra il 2008 e il 2022 sono emigrati 525.000 giovani, di cui solo un terzo è rientrato in Italia. Laureati espatriati sono il 23,2% nel 2022, ne sono usciti 18.000 sull'anno precedente. Demografia, entro il 2040 la popolazione fra i 15 e i 64 anni calerà di 5,4 milioni, a flusso netto di immigrati all'anno 170.000. L'impatto del calo demografico, ci servono più immigrati, l'allarme sull'esodo dei giovani, la popolazione italiana continua a diminuire con le conseguenze immediate che si fanno sentire sulla forza lavoro necessaria ad alimentare la macchina produttiva e su inevitabilmente anche le performance dell'economia. È per questo che il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha individuato come possibile contributo per impolpare la fila degli occupati in Italia l'idea di puntare sugli immigrati, i cui flussi però vanno gestiti a livello europeo con immigrazione regolare. Vannacci evoca la 10ª MAS, scoppia la polemica sul candidato della Lega, fate una decima, dice, ferma immagine dello spot elettorale di Roberto Vannacci. Nel Gidio il generale invita gli elettori a mettere una decima sulla scheda, mi riferiva al reparto della Marina di cui faceva parte Teseo Tesei, opposizione all'attacco, parole inaccettabili, il Carroccio lo difende. La guerra in Ucraina, la svolta NATO e il pacifismo elettorale dell'Italia, l'escalation del conflitto dopo i missili russi a Kharkiv, a una settimana dalle urne, i nostri partiti si fanno scudo della Costituzione, ci ritroviamo isolati in Europa e tra i grandi insieme alla Spagna e pochi altri paesi. L'analisi di Carlo Bertini sulla situazione dell'Italia in quella che è una panoramica nazionale e internazionale non facile. Lavoratori Varsila in assemblea, via libera alle sigle sulla trattativa, poste soprattutto questioni tecniche, ora si guarda il prossimo incontro. Si guarda al prossimo incontro per quello che sarà l'accordo di programma. Riuniti in assemblea ieri mattina, i lavoratori di Varsila hanno sostanzialmente ratificato la linea adottata finora dai sindacati nella trattativa con MSC da un lato e la stessa multinazionale finlandese dall'altro. È a quest'ultima che le sigle si rivolgono ora in particolare, auspicando maggiore collaborazione. I sindacati guardano alla prossima tappa dell'accordo di programma il 4 giugno a Roma, da cui si aspettano passi avanti concreti. Il segretario della FIOM Relli: ci aspettiamo vedute più larghe da parte di MSC. C'è la questione dell'accordo sulla retribuzione, non solo la parte fissa, ma tutte, diciamo così, le voci collegate. L'UDC va con noi moderati, asse per rafforzare il Partito Popolare Europeo. L'UDC del Friuli Venezia Giulia si stacca dalla posizione nazionale e in regione sosterrà i candidati di noi moderati che alle europee correranno nelle liste di Forza Italia. Summer scelto dal Colle, cavaliere del lavoro, il primo pensiero rivolto a mio padre, il presidente della Summer & Co Shipping che abbiamo sentito ieri nel corso di un'intervista. Va detto tra l'altro che in questa infornata, diciamo così, di cavalieri del lavoro c'è anche Marina Berlusconi e Caterina Caselli. Vediamo. Presidente Summer, cavaliere del lavoro, innanzitutto che effetto fa? Ma diciamo, quando me l'hanno comunicato sono rimasto senza parole, sono rimasto veramente senza parole. Il mio primo pensiero è andato a mio padre, sarebbe stato molto orgoglioso di questa onorificenza. Io in realtà, io e mia sorella, io lavoro con mia sorella da molti anni, da quasi 40 anni, non abbiamo fatto altro in qualche maniera che seguire, rafforzandolo il sentiero, la rotta che mio padre aveva già per noi tracciato. Quindi è stata questa la mia prima sensazione, è stata questa. Una rotta che parla di autostrada del mare, di porto, di un lavoro
che è diventato sempre più importante con sempre più linee e traffici sulle vostre banchine, ma anche l'attività consolare. Sì, diciamo che noi, la società nostra parte nel 1919 qui a Trieste, mio padre poi diventa il primo dirigente italiano invece di quelli inglesi, poi in qualche maniera la società diventa nostra nei primi anni 80 e l'autostrada del mare della Turchia, iniziata assieme alla compagnia di navigazione di Stato turca nel 1987, è quella che in qualche maniera ha dato il maggior sviluppo e la maggior presenza nel porto della nostra città, della nostra attività. È un'attività che è cresciuta di molto nel tempo, che è stata sempre accompagnata poi anche dalla presenza e dalla nostra rappresentanza consolare. Io sono console generale onorario di Turchia dal 1998, prima di avere mio padre, ma questa nostra qualità ci permetteva di partecipare a tutti gli accordi bilaterali tra Italia e Turchia e quindi essere partecipi e promotori di importanti iniziative proprio di rafforzamento di queste autostrade del mare. Bene, proseguiamo ancora con il quotidiano Il Piccolo. Qui c'è anche la foto di Dario Samer, padre di Enrico. Come detto, i 25 insigniti da Marina Berlusconi a Caterina Caselli e la stilista Chiara Boni. Bilancio in SIEL ok, utile da oltre 1 milione. Antonini, amministratore unico della società informatica del Friuli Venezia Giulia. La qualità dei servizi per enti e cittadini resta la priorità. L'assessore Zilli ha sottolineato l'impegno su sede di Udine e data center di Palmanova. Spettacoli dal vivo per le sale teatrali in arrivo 1.800.000 euro, manutenzione, messa in sicurezza e miglioramenti, benefici per gli impianti piccoli e medi fino a 800 posti. Abbiamo premiato strutture con un'offerta di qualità anche in territori periferici, dice Mario Anzi, il vice governatore con delega alla cultura, quindi anche a Monfalcone piuttosto che al Teatro Miela. Arrestata in Pakistan la madre di Saman, la mamma della 18enne assassinata a Novellara, fermata in un villaggio rurale dalle autorità. Ora si attende l'estradizione. Il padre Shabar è stato condannato all'ergastolo come la moglie. Porticciolo di Medolino in partenza alla bonifica dopo l'incendio del 15 maggio scorso. L'obiettivo è il ripristino della parziale agibilità, recuperati 21 relitti su 22 barche che erano state distrutte dal rogo l'anno scorso, lo ricorderete. La provocazione dei serbi di Bosnia, cambiamo il nome a Srebrenica, la reazione cavalcata da Dodik dopo il voto all'ONU sulla giornata in memoria delle vittime del genocidio. Non c'è pace per quella parte del mondo turbata dalle tragedie di fine Novecento. Andiamo a sentire le ultime dalla sala operativa della polizia locale che appunto ci racconta quello che c'è in previsione per la giornata e per il weekend. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Allora, per quanto riguarda la giornata odierna, per noi è una giornata di tregua, visto le manifestazioni di domani. Non sono previste manifestazioni che vadano a interessare la viabilità o solo un presidio in Piazza Unità questa mattina, appunto, che svolgendosi in area pedonale non dovrebbe intralciare la circolazione. Attualmente il traffico è molto scarso, il tempo è in via di miglioramento, quindi anche questo dovrebbe migliorare la situazione dopo gli ultimi giorni che sono stati abbastanza intensi anche per i danni provocati dal maltempo. Soprattutto sulla sede viaria sono create parecchie buche e avvallamenti in varie zone della città. Stiamo intervenendo con i tecnici del comune, quindi fare attenzione soprattutto ai veicoli a 2 ruote. Per quanto riguarda la giornata di domenica 2 giugno, festa della Repubblica, sarà molto impegnativa per noi e sarà soprattutto anche per quanto riguarda il traffico abbastanza pesante per quanto riguarda il centro cittadino. Inizieremo la mattina con il cerimoniale della festa della Repubblica in Piazza Unità, quindi chiusura delle rive per l'alzabandiera solenne e anche verso le 18:30. Il pomeriggio sempre Piazza Unità rive, chiusura per la Maina bandiera solenne. Dopodiché nel pomeriggio avremo 2 manifestazioni, una processione religiosa del Corpus Domini, con partenza ore 18 da Campo San Giacomo. I fedeli con il Vescovo percorreranno il Campo San Giacomo in Monte, Piazza Vico, tutta la via Capitolina fino a raggiungere la Cattedrale di San Giusto.
questo dalle ore 18 dovrebbe svolgersi in un'oretta e mezza, insomma entro le 20 dovrebbero essere tutti, il corteo dovrebbe aver raggiunto San Giusto. Dopodiché è stato autorizzato, quindi avremo anche un corteo per quanto riguarda un corteo previsto dalle 15 alle 19, i manifestanti qui partiranno da Piazzale Europa e secondo l'ordinanza della Questura dovrebbero percorrere via Fabio Severo, Piazza del Mazio, via Ghega, Piazza Libertà e terminare il corteo in Largo Santos, quindi l'orario indicativo delle 15-19, quindi andrà anche questa direttrice dovrà essere appunto interessata da questa manifestazione, quindi si creeranno dei problemi. E dopodiché avremo naturalmente la presenza del concerto di Ultimo allo stadio Nereo Rocco. Ricordo che da mezzanotte di oggi entreranno in vigore i divieti su tutte le aree circostanti lo stadio Nereo Rocco, in particolare sulla via Valmaura e soprattutto sulle aree di parcheggio dietro la risiera, il piazzale De Simone e il piazzale che c'è posto fra via Flavia e via Miani. Se qualcuno ha parcheggiato le macchine appunto in quella zona si porti verso il proprio veicolo per spostarlo, perché domani dovremo sgomberare tutta l'area, quindi inizieremo da domani mattina gli sgomberi. Le chiusure avranno dalle ore 12 in poi via via aumentando e quindi verrà chiusa la via Valmaura da via Carpineto a Palatucci, la via Miani e la via Palatucci stesso. Le discese della GVT sia in direzione Trieste che in direzione Venezia sulla via Valmaura dalle ore 15 circa, o secondo quanto disposto dal personale della Questura, verranno chiuse e interdette, quindi per non andare ad aggravare la situazione sulla via Valmaura che non ha sfogo perché verrà chiusa. Inoltre verrà chiusa anche la via Flavia tra le 22:30 a mezzanotte o fine concerto per permettere il deflusso di tutti i partecipanti al corteo. Chiedo scusa al concerto. Quindi sarà una domenica abbastanza impegnativa anche per quanto riguarda la viabilità in centro, con tutte le manifestazioni naturalmente si avranno delle ripercussioni. Essendo una giornata festiva, quindi non dovrebbe creare proprio gravissimi problemi. Altre cose al momento non ci sono, non abbiamo interventi in atto, adesso il traffico, ribadisco, è scorrevole e quindi restituire la linea. Grazie per le informazioni. Noi allora ci fermiamo un istante per la pubblicità, riprendiamo tra poco, poi dopo a partire dalle ore 8 ci saranno anche gli ospiti di questa mattinata a Sveglia Trieste per rispondere anche alle vostre domande da casa. Ci fermiamo un attimo. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Logistica via mare, più aiuti pubblici, treni e navi possono competere con i TIR. Indagine Consip SRM su 400 aziende del nord, bisogna garantire un vantaggio su tempi e costi. Dopo una fase di riorganizzazione delle catene della supply chain durante la pandemia e due conflitti che hanno sconvolto i mercati globali, ci si attende una risposta da parte del settore pubblico, lo sostiene l'ultimo report di Consip Italia SRM sulla competitività della logistica italiana. Quindi insomma intermodalità e aiuti pubblici in prima linea, merci su rotaia, servono 13 miliardi di investimenti su questo fronte. Cifra Est vuole crescere nel Nord America, l'azienda produce 80 milioni di sacche medicali l'anno con un fatturato in crescita che sfiora quota 30 milioni di euro. La società, fondata da Gemma Luisa Ravizza, è presente da 35 anni nell'area industriale di Trieste, ha oltre 100 addetti e distribuisce i suoi prodotti in 34 paesi del mondo. Cifra Est, società familiare nata negli anni 80 a Trieste, opera nel settore farmaceutico come detto in precedenza. Veniamo anche alle pagine di Trieste, parcheggi, bus e divieti per
Ultimo. Valmaura si prepara all'invasione, l'apparato di sicurezza fra strade chiuse e controlli, servizio di trasporto con 3 park di interscambio. Lo stadio Nereo Rocco domani aprirà le porte ai FALM, ultimo già dalle 17. Il piano della viabilità con 3 parcheggi di interscambio e navette dedicate, quello di sicurezza degli eventuali soccorsi, sono stati predisposti, schema che si replicherà il 9 giugno in occasione del concerto di Max Pezzali. Ieri un tavolo operativo in questura che ha definito i dettagli. A Rocco la biglietteria aprirà dalle 16.30, ritiro a crediti dalle 17.30, attese oltre 20.000 persone, 80 uomini e donne delle forze dell'ordine in campo appunto per garantire la sicurezza. Andiamo a vedere anche il servizio proprio sulla viabilità del concerto di Ultimo, di tutto quello che si sta costruendo attorno per facilitare spostamenti e parcheggi. In occasione del concerto di Ultimo, in programma domenica 2 giugno, a partire dalle 12, via Valmaura e via Miani saranno chiuse al traffico. I percorsi delle linee 8, 10, 52 della Serale C subiranno pertanto delle modifiche. In direzione Valmaura, la 8 invertirà la marcia in piazzale Cagni e farà capolinea in via Flavia di fronte allo stadio. Il capolinea della 10 sarà posizionato davanti al Palatrieste. In direzione piazza Tommaseo, la linea 10 invertirà la marcia in piazzale Cagni per immettersi in via Flavia e proseguire regolarmente. La 52 effettuerà un'inversione di marcia alla rotonda del cimitero e farà capolinea in via Flavia di fronte allo stadio. Anche la linea notturna C farà capolinea di fronte allo stadio dopo aver fatto inversione di marcia in piazzale Cagni, mentre dalle 22.45, proveniente da piazza Goldoni, terminerà il percorso in via dell'Istria e invertirà la marcia di fronte al cimitero. Il Comune poi ha previsto 3 parcheggi di interscambio al Silos, a Montedoro e al supermercato Eurospar di via dell'Istria. Dalle 15.30 e fino a dopo la conclusione del concerto, tali parcheggi saranno collegati con lo stadio da una serie di autobus navetta. Quelli da Piazza della Libertà allo stadio effettueranno una serie di fermate intermedie in via Carducci, Largo Barriera, via Molino a Vento, via dell'Istria e Palatrieste, che saranno osservate anche al ritorno. Quelli da Montedoro non effettueranno fermate intermedie. Prove generali sotto la pioggia, selfie e carso per il cantante, il meteo non ferma i fan davanti al Savoia, le previsioni indicano il sole. Il maltempo ha inciso sulle prove generali del concerto che apre il tour La Favola Continua. Lo stesso artista ha postato sui suoi canali social un breve video della pioggia che incessantemente cadeva al Rocco. Nuove norme di concessione per la gestione del Palarubini. Alla Pallacanestro Trieste riconosciute parte delle spese di manutenzione future senza autorizzazione preventiva. L'assessore Lodi si punta al prolungamento dell'accordo, quindi insomma la modifica alle condizioni di concessione avrà valore retroattivo poiché nella delibera è compresa anche un riconoscimento ex post di parte dei costi già sostenuti nel 2021 per il mantenimento della proprietà, oltre che del tabellone anche di seggioline e canestri per i campi e parterre, più altre opere tra cui la manutenzione della tribuna VIP, l'impianto di illuminazione, interventi per un valore di 615.000 euro già realizzati dalla società. L'opposizione all'attacco sull'Ovovia troppi errori, il Comune fermi qui l'iter, risponde Bernetti, responsabile del procedimento, puttanate, parola dell'ingegnere Giulio Bernetti, rischi di tipo ambientale, solo sciocchezze, insomma continua la polemica che ha animato, a dire la verità, anche la serata di ieri nel corso di Ring. Mi sono svegliata con un ladro dentro la mia camera da letto, l'intrusione in un'abitazione di Banne, la triestina che l'altra notte si è trovata di fronte a un uomo mascherato in casa, fuggito dopo le urla, spariti 140 euro dal portafogli del fidanzato che dormiva. Ma andiamo invece a vedere quello che è successo in via D'Azeglio, l'aggressione al cameriere del ristorante poco distante che stava rientrando a casa, accoltellato con un fendente al fianco. Andiamo a vedere il servizio.
Via Massimo d'Azeglio, quella che collega l'area dell'ospedale Maggiore con via Pascoli. È qui che questa notte, poco dopo mezzanotte, un 37enne italiano è stato accoltellato da un connazionale di circa 30 anni. C'è un primo identikit alto, biondo, sopra il 1,80 m. La polizia sta indagando sull'episodio. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara perché raggiunto da un fendente a un fianco. Per fortuna non è in pericolo di vita. La vittima dell'aggressione è un dipendente dell'osteria di Casa Pepe di via Nordio, gestita da Pietro Savarese, ed è stato proprio il titolare del ristorante pizzeria a soccorrere per primo il cameriere, che lo ha chiamato in cerca d'aiuto subito dopo essere stato raggiunto dal fendente. Era portato via con sé una pizza, una persona super tranquilla, questa vite, sua moglie così, tranquillissimo, profilo molto basso, si incamminava verso casa a piedi e gli è arrivato uno da dietro dicendogli l'ha preso per il giubbotto dicendo ti devi pentire, e questo lui si è girato e ha detto guarda, forse hai sbagliato persona perché non ci conosciamo, e questo mentre gli stava dicendo questo gli ha dato questa coltellata e poi giustamente ha chiamato qua in pizzeria sul mio telefonino, mi ha detto guarda, non so, io pensavo che scherzasse, sono stato accoltellato. Dove sei? Sono in via d'Azeglio. Siccome non sono andato in panico pure io, non trovavo le chiavi e è venuto lui verso la pizzeria, verso via Ginnastica, l'ho preso, l'ho caricato in macchina e l'ho portato su a Cattinara. Non si tratta dunque di una rapina né di una questione legata alla piccola criminalità. In un primo momento si pensava a un regolamento di conti personali, ma nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini della polizia, la pista principale sembra orientata a un aggressore con problemi di salute mentale. A Cattinara, poi mentre per il tragitto gli chiedevo ma se era straniero, se era italiano, e no, era uno alto, biondo, parlava bene in italiano, però non l'ho mai visto prima, non lo conoscevo. Allora, questo l'altro fatto del giorno, appunto, accoltellato in via d'Azeglio, sembrava un indemoniato. La vittima, 37 anni, lavora da Casa Pepe in via Nordio e non è in pericolo di vita. Aggredito a mezzanotte, ha fornito un identikit dell'uomo. Proseguono le indagini della polizia, appunto, come abbiamo detto nel servizio di poco fa, che faceva un po' il punto della situazione. Torneremo sul furto in quel di Banne invece in giornata. L'altra notizia di cronaca del giorno era quella relativa all'incidente in via Caboto, incastrata nella ringhiera dopo lo schianto in auto, gravi ferite per una donna nella notte, appunto l'incidente grave da un punto di vista della dinamica. Per fortuna la donna non rischia la vita. La sega circolare per liberare l'auto da ciò che rimane della ringhiera di ferro e l'utilizzo delle cesoie idrauliche per aprire le lamiere della macchina e liberare la giovane rimasta incastrata dopo l'incidente. Un impatto violentissimo, poteva essere una tragedia. All'1 della notte passata una ragazza di 29 anni si è schiantata con l'automobile contro i cancelli dello stabilimento Europavimenti di via Caboto. La perdita di controllo dell'auto è stata facilitata dalle piogge abbondanti che hanno reso scivoloso l'asfalto. La giovane ha sfondato col muso dell'auto la ringhiera e il mezzo si è ribaltato su un lato. Nell'impatto sono scoppiati gli airbag e le lamiere dell'auto si sono piegate fino a schiacciare il corpo della malcapitata. La donna è stata prima soccorsa dai vigili del fuoco, che hanno avuto non poca difficoltà per liberare sia l'auto che la donna finita con il proprio mezzo praticamente dentro lo stabilimento. Il personale del 118 arrivato sul posto ha aiutato i pompieri a liberare la 29enne, alla quale sono state date le prime cure sul posto. Poi la donna è stata stabilizzata sulla barella e caricata in ambulanza in direzione ospedale di Cattinara. La giovane ha riportato fratture a entrambe le gambe, ad alcune costole e vertebre, ma non è in pericolo di vita. Terminato il soccorso della ferita, i pompieri hanno completato la messa in sicurezza del mezzo e dell'area dell'incidente e atteso l'arrivo del carro attrezzi. Sul posto anche la polizia locale per sovrintendere le operazioni e gestire la viabilità. Allora, proseguiamo ancora. Il questore Ostuni sarà commendatore, cavalieri ufficiali altri 12 triestini. Il programma
per la Festa della Repubblica con la tradizionale cerimonia in Piazza Unità. Si inizierà alle 10 con l'alzabandiera, dalle 17 lo sfilamento e la sera il concerto. In occasione del 78esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, domani il Questore di Trieste sarà insignito del titolo di commendatore in occasione appunto della Festa della Repubblica. Andiamo ancora avanti. Aree fabbricabili e Ilia incerta, un contenzioso di 8,5 milioni di euro. In ballo terreni liberi da costruzioni, instabili in demolizione o fatiscenti, immobili da recuperare. Il Comune nomina un gruppo di lavoro incaricato di fissare il valore medio per le varie zone urbane. La mappatura sarà definita entro fine settembre. Entro il 30 settembre prossimo venturo il gruppo di lavoro tecnico formato dal Comune per fissare il valore delle aree fabbricabili allo scopo di determinare l'ammontare dell'Ilia. Su di esse dovrà consegnare l'esito di un lavoro decisamente importante e impattante al di là delle complessità tematiche. Per dare concreto riscontro a questa vicenda, dalle tensioni tra contribuenti e civica, un'amministrazione emerge un contenzioso di 8,5 milioni di euro. Si tratta di 254 casi, pari al 20% dei 1406 avvisi spiccati nell'arco temporale dal 2006 al 2018. Palazzo Municipale, lavori antisismici, incarico a Marassi, l'intervento di miglioramento sismico sul Palazzo del Municipio ha il direttore dei lavori, ingegnere Fabio Marassi, che è stato nominato pochi giorni fa dalla dirigente dell'edilizia pubblica Barbara Gentilini. L'investimento per rafforzare il vecchio edificio prevede una spesa complessiva di poco superiore ai 4 milioni di euro. Officina, via Grego e Soncini, da assegnare 20 alloggi sociali. Sono 90 le domande presentate, sarà attivata una graduatoria. L'alloggio sociale è una delle numerose incombenze che rientra nelle competenze del welfare municipale. Il servizio di stanza in via Mazzini dispone di oltre 100 appartamenti. In questa fase deve assegnare una ventina di enti a persone che vivono in situazioni di disagio abitativo, quindi sono senza tetto, prive di una casa, in condizioni di insicurezza o inadeguate. Sono state presentate circa 90 domande per concorrere a queste 20 opportunità. Ieri c'è stato anche un presidio del Comitato Sicurezza, Coordinamento per la Difesa, scusate, della Sanità Pubblica in via delle Torri, che si batte storicamente per la difesa dei servizi sanitari pubblici. Sentiamo appunto le parole di chi è sceso in piazza. Le persone si sono lamentate perché non riuscivano ad accedere alla visita specialistica, non c'era più un distretto così premuroso. Il Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica a Trieste ha rimarcato la necessità di un cambio di passo delle politiche regionali e intanto è stato lanciato l'appuntamento del 12 giugno, assemblea pubblica alle 17 davanti alla Chiesa Serbo-Ortodossa per una denuncia sull'annunciata fine del servizio pubblico a Trieste, come ripetuto dai vari slogan. In queste settimane il Coordinamento per la Difesa della Sanità Pubblica ha coinvolto la cittadinanza tramite un questionario al quale hanno risposto circa 3.000 persone. Il 12 giugno noi presenteremo i dati del questionario, oltre che racconteremo un po' quello che abbiamo fatto un po' più nel dettaglio di quanto riuscivamo a fare oggi e poi sentiremo la voce delle persone che sono lì, perché noi abbiamo invitato tutti gli aderenti al Coordinamento per la Difesa della Sanità. Noi abbiamo iscritte 117 associazioni, di cui una 20-30 di scala nazionale, le altre tutte locali, che credo in buona parte parteciperanno, anche se oggi, devo essere onesta, vige un po' un clima difficile, siccome le associazioni lavorano, fanno parte dell'azienda, ricevono a volte anche dei finanziamenti per l'attività che svolgono, è evidente che non sono così sicure nel denunciare eventuali carenze o difficoltà, ma noi lo faremo al posto loro, lo faremo noi. Bene, allora proseguiamo ancora con la nostra rassegna stampa, un concorso da 750 ore in biotecnologia al Deledda Fabiani. Iter di studio del post diploma prevede lo stage in azienda dedicato ai settori cosmeceutico, nutraceutico e alimentare. Bellissime queste definizioni. Viene indicata come terza via per i giovani fra mondo del lavoro e percorso universitario.
Il lutto invece, morta Panariello Rizzi, è stata una pioniera della vela al femminile, scomparsa lunedì scorso all'età di 92 anni, Angela Rizzi Panariello, socia onoraria e volto notissimo della Triestina della Vela, una pioniera della vela al femminile, la definisce la presidente Marina Simoni, ripercorrendo la precoce carriera sportiva di Angela Rizzi, è il simbolo del coraggio di andare lontano in mare in anni in cui non era per nulla facile, divenuta socia della Triestina della Vela negli anni 50. Panariello è fra le prime a proporre e organizzare viaggi di lunga durata nel Mediterraneo. Basso, tuba, fagotto e violoncello, il Tartini svela tutto il suo fascino. Gli studenti Cicerone hanno guidato aspiranti musicisti e curiosi nell'Open Day del Conservatorio. Andiamo allora anche a Monfalcone a vedere l'inaugurazione della Fiera della Nautica al canale Valentinis. 1, 2. Uno degli orgogli di Monfalcone è sicuramente il mare, il punto più a nord del Mediterraneo, inaugurato oggi mescolando però tante attività tra culturali, sportive e anche di lavori pubblici, visti i lavori alla rotonda d'ingresso a Monfalcone, poi anche l'intitolazione a Norma Cossetto della scalinata del Valentinis e ovviamente la Kermesse Promomare, 3 giorni di attività dedicate al mare, non soltanto in acqua, anche a terra con il villaggio allestito per l'occasione. È un giorno importante per Monfalcone, di festeggiamenti, di sport, di cultura, commemorazione e di uno sguardo al futuro. Un futuro che, come la storia della città ha insegnato, continuerà a guardare verso il mare, verso il punto più a nord del Mediterraneo in acqua. Per l'amministrazione comunale il coronamento di una lunga progettualità che culmina con la chiusura dei lavori di riqualificazione del canale Valentinis, un'opera simbolo della nuova attrattività del litorale monfalconese. Il tutto anticipato oggi dall'intitolazione della scalinata che collega il canale alla città a Norma Cossetto, giovane patriota istriana uccisa nelle foibe. Abbiamo riqualificato con un lavoro importantissimo del valore di 5 milioni e 200 che la Regione ha voluto finanziare e la ringrazio di cuore perché aver compreso la ragione vera di questo intervento vuol dire capire che cosa vuole il territorio, ascoltarlo. La cerimonia è il preludio al taglio del nastro della quinta edizione di Promomare, una 3 giorni dedicata al canale Valentinis e al Golfo di Panzano, finalizzata alla promozione di attività sportive e commerciali e che quest'anno per la prima volta è stata allestita e vissuta in mare. Promomare per la prima volta si realizza proprio dove deve stare, non più in piazza ma proprio fronte, punto più a nord del Mediterraneo. E su questo mare oggi si realizzano degli eventi bellissimi, delle regate incredibili e anche la festa dello sport per la parte marina con il kite, la canoa, il canottaggio, a ricordo anche di quanto sappiamo dare all'Italia dal punto di vista dei campioni. Questo sarà uno splendido teatro. Bene, proseguiamo ancora. Chiampore con Cerei, ex confini da rivincita, qui turisti e cicliste, le vecchie garite di Muggia sono abbandonate, chi si ferma a dormire da Zvonko e Zvezda sceglie di visitare la città di Trieste ma anche Postumi, ricordi della famiglia di Elena Calligaris, una volta c'erano le sbarre e un prato al posto dell'asfalto. Di fronte all'ex posto di blocco di Muggia si affittano camere, oggi è proprio cambiato tutto, fra ospiti che arrivano ci sono anche tanti italiani. Duino Risina e le sere d'estate, fra musica, teatro e rievocazioni, le iniziative pensate dal Comune puntano molto sull'enogastronomia, abbinando il trittico del podismo, trial del sardone, sino al pesce azzurro. Simpatica insomma anche questa iniziativa. Rientriamo un attimo in studio per dare conto anche di un dato numerico, cioè sono oltre 110.000 le persone che hanno visitato la mostra di Van Gogh al Museo Revoltella. Si tratta di 4 mesi circa di esposizione, quindi dati veramente da record assoluto per il museo. Fra un mese la mostra dedicata a Van Gogh ospitata al Museo Revoltella chiuderà i battenti.
quella che doveva essere una delle mostre più visitate del 2024, ha confermato aspettative e pronostici. A oggi infatti i visitatori hanno superato quota 110.000 e ancora molte sono le prenotazioni fino al 30 giugno con giornate già totalmente sold out. Ai visitatori non raramente si sono viste lunghe code all'ingresso del museo. È piaciuto anche l'intero progetto espositivo, quel racconto così intenso ed emozionante dei vari aspetti della vita di un artista unico e senza tempo. A breve si chiuderà anche la mostra dedicata ad Antonio Ligabue, un altro artista importante, stimato e conosciuto dal grande pubblico, la cui biografia, per sommi capi, può essere accostata a quella di Van Gogh. Anche la mostra di Ligabue resterà aperta fino al 30 giugno, finora i visitatori sono stati 52.600. Allora, proseguiamo ancora andando a dare un'occhiata anche alla pagina sportiva. Unione, il girone quasi fatto, incognite Vicenza e iscrizioni, in attesa dell'esito dei playoff con i Iberici in pole, mentre il 4 giugno si saprà se il Lecco avrà risolto i problemi economici. Il Legnago potrebbe slittare nel girone B. Le neopromosse cercano lo stadio, il Caldiero Terme sceglie il Gavagnini, insomma un po' quello che è il punto della situazione per la prossima Serie C che verrà affrontata dalla Triestina. Kuriakovic, primavera fantastica, il nostro lavoro guarda all'Atalanta, il bosniaco arrivato con la proprietà americana fa da interfaccia tra la linea verde e la prima squadra, siamo partiti con l'handicap, il prossimo anno sarà l'anno zero, l'organizzazione è proiettata al futuro, cerchiamo di costruire anche talenti per la prima squadra con l'esempio appunto dell'Atalanta. Marzorati, sfida storica, da martedì inizia la serie di finale promozione tra Trieste e Cantù, parola alla leggenda Brianzola, Ruzier vero leader, poi ovviamente in foto anche Dino Meneghin, Trieste e Cantù, tanti corsi di corsi storici di questa sfida che vedremo a partire da martedì. A canestro per la ricerca, questo è Marzorati ai tempi d'oggi, a canestro per la ricerca Stefano Bossi ha servito l'assist più importante, 2 giorni di partite a supporto dell'AIRC nel ricordo del padre del giocatore, i 2 giocatori Bossi e Candussi che sono molto amici anche fuori dal campo, hanno lavorato molto su questo progetto. 2 giorni di segna del basket con tanti momenti di gioco e intrattenimento come sostegno alla ricerca sul cancro, sono questi gli ingredienti di A Canestro per la ricerca, l'iniziativa ideata da Stefano Bossi a supporto del comitato FVG di Fondazione AIRC con la collaborazione di Regione e Comune. Sabato 15 e domenica 16 in programma un torneo 5 contro 5 Under 17, un torneo 3 contro 3 categorie senior maschile e femminile, una speciale partita a 5 contro 5 che sarà dedicata alla memoria di Dario Bossi, il papà del giocatore. Da stasera Trapani contro Fortitudo, comincia stasera la serie di finale tra Sharks Trapani e la Fortitudo, primo atto in Sicilia alle 20:30. Docuserie ideata da Allianz dedicata a 7 campioni che andranno alle Olimpiadi, quindi insomma sarà in onda a partire da domani. Finale scudetto sarà sempre tra Milano e Virtus in quanto a Pallacanestro Trieste, la Milano di Tonut ha vinto 3-0 su Brescia, le Vunere hanno chiuso 3-1 contro la Reyer Venezia. C'è la grande sfida che attende invece la pallamano Trieste per evitare la retrocessione, Trieste sull'orlo del baratro, basta calcoli, conta vincere. Alle 18 gara 2 a Cingoli, in caso di sconfitta biancorosti retrocessi in Serie A2, Marco Visentin, non abbiamo più nulla da perdere, possiamo fare il miracolo. Federico Urbaz dopo l'infortunio sarà a disposizione di Freddy Radojkovic, 19 anni fa, 28 maggio 2005, era stato giovane protagonista dell'ultima finale scudetto della pallamano Trieste disputata e persa a Merano. A distanza di 20 anni Visentin tocca con mano il momento più basso della storia della società che per la prima volta nella sua storia cinquantennale rischia l'onta della retrocessione sul campo. Per evitarla serve ormai una sorta di miracolo sportivo, bisogna vincere a Cingoli per poi giocarsi nuovamente tutto nello spareggio finale di lunedì prossimo nelle Marche.
Rivoluzione invece in casa Pallanuoto Trieste, ben 6 giocatori non riconfermati, non faranno più parte del programma della Pallanuoto Trieste, 3 stranieri: Bulju Basic, difensore croato, oro olimpico nel 2012, Vrlic, centroboa di Fiuma, e Marin Dasic, attaccante croato. Quindi si va con la linea giovane, via anche Giacomo Bini, attaccante toscano, e Giuseppe Valentino, difensore napoletano, oltre al portiere Enrico Caruso. Quindi si riparte dalla linea italiana e dalla linea giovane con, a quanto pare, insomma, volontà di innesti dal settore giovanile. Questa è anche la notte Champions, perché a Wembley il Borussia e Real Madrid si contendono la 15ª Coppa dalle grandi orecchie, un pizzico d'Italia. Ancelotti può fare la cinquina in panchina tra Milan e Blancos. Ultima partita della stagione, anche la più importante dell'anno. Alle 21 a Wembley si gioca la finale di Champions. Le Merengues vanno a caccia della 15ª Coppa. I gialloneri cercano il secondo successo a distanza di 27 anni dal primo. Sinner, Arnardi e Cocciaretto, 3 azzurri agli ottavi di Parigi. Oggi Musetti contro Djokovic. Nel caso in cui Musetti dovesse vincere, si spalancherebbe la possibilità per Sinner di andare al primo posto in classifica ATP. Sarebbe ovviamente la prima volta per un giocatore di tennis italiano. Allora, noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco partiamo con la fase dedicata ai nostri ospiti: Giorgio Cecco della lista di piazza fino alle 9, Alessandra Guerra, candidata alle europee di Pace, Terra e Dignità, dalle 9 alle 10. Restate con noi. Bentrovati ancora con Sveglia Trieste. Con noi c'è Giorgio Cecco, consigliere della 5ª circoscrizione di Idea Giuliana. Bentrovato. Buongiorno, grazie. Allora, volevo far vedere a Cecco uno degli ultimi episodi di cronaca, quello successo in via D'Azeglio la notte, non questa notte, la notte scorsa, con l'accoltellamento di un lavoratore, un cameriere che stava tornando a casa dopo aver fatto il suo turno serale e senza apparente motivo è stato accoltellato a un fianco da quello che appare come uno sconosciuto. Via Massimo D'Azeglio, quella che collega l'area dell'ospedale Maggiore con via Pascoli. È qui che questa notte, poco dopo mezzanotte, un 37enne italiano è stato accoltellato da un connazionale di circa 30 anni. C'è un primo identikit alto, biondo, sopra il 1,80 m. La polizia sta indagando sull'episodio. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Catinara perché raggiunto da un fendente a un fianco. Per fortuna non è in pericolo di vita. La vittima dell'aggressione è un dipendente dell'osteria di Casa Pepe di via Nordio, gestita da Pietro Savarese, ed è stato proprio il titolare del ristorante pizzeria a soccorrere per primo il cameriere, che lo ha chiamato in cerca d'aiuto subito dopo essere stato raggiunto dal fendente. Era portato via con sé una pizza, una persona super tranquilla, queste vite, moglie così, tranquillissimo, profilo molto basso, si incamminava verso casa a piedi e gli è arrivato uno da dietro dicendogli, l'ha preso per il giubbotto dicendo ti devi pentire, e questo lui si è girato e ha detto guarda, forse hai sbagliato persona perché non ci conosciamo, e questo mentre gli stava dicendo questo gli ha dato questa coltellata e poi giustamente ha chiamato qua in pizzeria sul mio telefonino, mi ha detto guarda, tu non sei, pensavo che scherzasse, sono stato accoltellato. Vabbè, dove sei? Sono in via D'Azeglio. Siccome non sono andato in panico pure io, non trovavo le chiavi e è venuto lui verso la pizzeria, verso via Ginnastica, l'ho preso, l'ho caricato in macchina e l'ho portato su a Catinara. Non si tratta dunque di una rapina né di una questione legata alla piccola criminalità. In un primo momento si pensava a un regolamento di conti personali, ma nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini della polizia, la pista principale sembra orientata a un aggressore con problemi di salute mentale. A Catinara, poi mentre per il tragitto
chiedevo ma se era straniero, se era italiano, ho detto no, era uno alto, biondo, parlava bene l'italiano, però non l'ho mai visto prima, non lo conoscevo. Allora, Cecco, questo è solo l'ultimo di una serie di casi che insomma preoccupano la città. Sì, sicuramente, diciamo che qua vedremo poi le indagini, da quanto abbiamo capito sembra che sia una persona che forse ha dei problemi mentali, insomma, vedremo da questo punto di vista. Certo ce ne sono tanti, la nostra circoscrizione fra l'altro è una di quelle più colpite da episodi come questo, ma anche altri episodi di violenza piuttosto che vandalismo eccetera, quindi devo dire la verità, io già da tempo avevo richiesto alla Presidente della nostra circoscrizione di fare un'audizione con le forze dell'ordine e con l'amministrazione comunale. Diciamo, abbiamo fatto una decina di giorni fa una prima audizione con appunto c'era l'assessore De Gavardo e il Sole Tonioli per quanto riguarda il disagio giovanile e il comandante Milocchi. Ne faremo sicuramente altre, soprattutto perché io in primis avevo chiesto un'audizione proprio con le forze dell'ordine, con il questore o chi comunque per lui, magari con anche il comandante dei carabinieri piuttosto che altri enti coinvolti nella situazione puramente per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini. Sicuramente c'è una grande attenzione da parte appunto delle forze dell'ordine, dell'amministrazione comunale in questo momento. È stata incrementata la presenza sia della polizia locale ma anche delle altre forze dell'ordine sul territorio, lo vediamo giornalmente, insomma, soprattutto nelle zone più colpite come possono essere, che fanno parte fra l'altro della quinta circoscrizione, come Piazza Cordoni, Piazza Perugino, piuttosto che Largo Barriera, ma evidentemente non è sufficiente. Noi abbiamo chiesto sicuramente altri, che si continui su questo punto di vista sulla presenza delle forze dell'ordine. C'è un problema ovviamente che si sta accentuando e quindi bisogna in qualche modo anche prevenire. Io ho chiesto appunto soprattutto nelle ore notturne in zone come appunto Piazza Perugino che sono andate all'onore della cronaca soprattutto nell'ultimo anno, di avere una presenza fissa. Io ovviamente non intendevo una presenza fissa su un posto, ma in una zona, no? Che ci siano comunque le forze dell'ordine che girano per esempio intorno a Piazza Perugino, Piazza Sette Fontane, eccetera, sì. Dove c'è, io ovviamente fra l'altro abito anch'io in zona, per cui ho amici, conoscenti, condomini che effettivamente sono esasperati perché al di là del puro fatto di cronaca, per esempio, non dormono più di notte. C'è in Piazza Perugino, c'è un caos mai visto di questi ragazzi che fanno di tutto e di più e quindi uno sa andare a lavorare alle 6 di mattina e non riesce a dormire tutta la notte, 1, 2, 3 giorni comincia veramente a essere complicato. Quindi è una situazione generale che va gestita in maniera diversa. Altra cosa è ovviamente quello che riguarda il disagio giovanile, che va preso da un altro punto di vista, così come quello, abbiamo una forte presenza di stranieri nella nostra circoscrizione, abbiamo tanti minori, c'è comunque un'incidenza, l'abbiamo visto, di minori non accompagnati che fra l'altro provengono anche da altre città e sicuramente non sono quelli che portano un valore aggiunto, ma anzi magari hanno avuto delle esperienze nelle grandi città di delinquenza minorile eccetera, che va a complicare comunque la situazione, che è sicuramente da attenzionare e che va gestita e valutata a 360 gradi, non soltanto per il piccolo fatto che può succedere, anche perché in realtà, lo dicevano proprio i rappresentanti delle forze dell'ordine, i reati più gravi non li fanno i minori fanno dei piccoli reati, dei piccoli atti di delinquenza che però sono in costante aumento. E quindi c'è da valutare anche questo aspetto sicuramente. Allora abbiamo una telefonata da casa, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Dottor Stabile, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Sono Fulvio. Innanzitutto tanti auguri alla persona che è stata accoltellata questa notte,
e speriamo che le cose migliorino a Trieste, perché la piccola delinquenza poi, se lasciata andare, diventa la grande delinquenza. E giustamente le persone che abitano in certe zone e che vanno a lavorare la mattina non solo hanno il diritto, ma hanno triplo diritto di dormire la sera. E se qualcuno vuol fare confusione, vuol fare schiamazzi, perché una cosa è divertirsi e un'altra cosa è fare schiamazzi, è tutto diverso. Anche noi eravamo giovani, io ho 80 anni, anch'io ero giovane e ero esuberante come tutti i giovani, però quando uno ci diceva basta, era basta, perché se no venivamo puniti. Certo. Un'altra cosa voglio dire, mi dispiace, come ha detto ieri il dottor Bosazzi, che tanti sono infastiditi delle mie telefonate alla mattina. Vi assicuro che io farei volentieri a meno di telefonare, ma vorrei chiedere anche al suo ospite se chiedere lumi sul trattato di pace, chiedere lumi sulle leggi che regolano il Porto Franco Nord e che vengono spesi milioni e milioni delle nostre tasse indebitamente, se chiedere lumi sulla legge 633 che istituisce l'IVA che qua a Trieste non dobbiamo pagare. No, se tutto questo è un fastidio per tantissimi, mi dispiace tanto, perché vuol dire allora che le regole e la legalità non interessa quasi più a nessuno. E questo qua, un paese bello come la Repubblica Italiana, non fa certamente onore. Vorrei chiedere al Signore, se è lì con lei, se anche lui è di questo avviso, che è meglio tacere sulle irregolarità. Grazie e una buona giornata. Grazie per la sua chiamata. Prego Cecco. Beh, questa telefonata giornaliera, no? Sicuramente, ma diciamo che... L'erede di Bruno. Sì, no, vabbè, allora, io devo dire la verità, fare un plauso a questo vostro telespettatore, perché la costanza che ha a chiamare ogni giorno, la caparbietà, effettivamente per un argomento così non facile fra l'altro, ma evidentemente la prende a cuore. Io sarò breve perché non voglio ripetermi, perché ne abbiamo già discusso altre volte. Allora, per quanto riguarda il discorso che più volte si fa sui punti franchi, per esempio, è un discorso che secondo me si sta portando avanti anche bene. Quanto dicono chi ne sa più di me e i tecnici, c'è ancora qualcosa da sistemare, da mettere a posto, ma mi sembra che il percorso sia avviato. Per quanto riguarda trattato di pace, territorio libero, eccetera, ecco, può anche avere la mia simpatia e anche in qualche modo alcune situazioni possono essere condivisibili, ma l'ho già detto anche personalmente, credo che in questo momento non ci sia assolutamente, al di là che non c'è la volontà politica di gran parte appunto delle persone che gestiscono sia in ambito locale che in ambito nazionale la cosa pubblica, non c'è neanche la volontà popolare, perché effettivamente chi si occupa di questo ormai da anni ha tentato più volte di entrare nei vari consigli comunali, regionali, eccetera, e non sono mai entrati. Adesso c'è ancora qualcuno che si presenta alle prossime comunali in qualche paese qua vicino a noi. Diciamo che vedremo come va a finire, ma mi pare che non ci sia neanche la volontà popolare. È chiaro che stiamo parlando di un trattato che ha quasi 80 anni. Posso dare un dato, ecco, io non sono un tecnico, però posso dare un dato che mi fa riflettere, devo dire la verità. Parliamo appunto di quasi 80 anni, e per quanto la nostra popolazione sia anziana, perché Trieste è una popolazione anche a livello nazionale fra quelle più anziane, la percentuale di quelli che si può ricordare del territorio libero di quel periodo là può essere tra il 10 e il 20% di tutta la popolazione. Quindi anche questo penso possa incidere su tutto il discorso. Allora, intanto passiamo un attimo al fronte, diciamo così, sorriso di Sveglia Trieste, perché c'è la vignetta di Marco Inglaro che oggi si lancia su questo fronte qui. Non rivo capire perché non te me metti mai il burro in tola, mi tocca sempre domandarte de ciorlo in frigo. Burocrazia. Vabbè, insomma, ci sta. La burocrazia è uno dei mali del nostro paese, quindi
Ci sta anche la vignetta, arriva per una torta al cioccolato che mi pare sistemi la situazione. Che sembra una Sacher così. Sembra una Sacher. Va bene, ok, proseguiamo. Volevo andare invece su un altro tema, quello dell'area Marenzi, sul quale ci sono dei punti di domanda dei cittadini. Sì, allora noi abbiamo nell'ultimo consiglio della circoscrizione abbiamo trattato l'argomento per una richiesta di un'assemblea popolare da parte del comitato Maddalena Vive che da tempo si occupa di quest'area che è l'ex manifestazione di via Marenzi, via Molinavento. Avevamo avuto il comitato in audizione già più di un anno fa. Ecco, un po' mi dispiace la piega che aveva un po' preso un po' il tutto, perché come previsto dal regolamento l'assemblea popolare può essere richiesta al di là con una raccolta firma dei cittadini, anche semplicemente da parte del presidente della circoscrizione piuttosto che di alcuni consiglieri. Ecco, hanno preferito fare la raccolta firma facendo passare poi fra l'altro più di un anno quando bastava effettivamente che sicuramente si poteva fare un iter molto più semplice. Quindi l'impressione è che si è fatto tutto questo movimento, questa raccolta firme, per alcune opportunità politiche di qualcuno, e questo è un qualcosa quale mi sono espresso già nel consiglio della circoscrizione. Ma tant'è che comunque il voto per l'Assemblea Popolare è stato unanime, per cui anche il centrodestra comunque ha appoggiato questa iniziativa, ma perché è un'iniziativa popolare con centinaia di firme, per cui era ovvio che venisse in qualche modo accettata questa richiesta. Quindi ci sarà questa assemblea l'11 giugno alle 18:30 ai Salesiani. Ecco, vedremo un attimo, sentiremo un po' i cittadini che proposte hanno per quell'area. È sicuramente un'area che non sarà facile ridare così semplicemente al comune o chi si occupa della cosa pubblica in questo momento, perché intanto a quanto sappiamo è un'area di proprietà ATER, quindi dovrebbe intervenire in qualche modo la regione con il comune, perché è anche un problema economico e di far quadrare i conti della stessa azienda territoriale, perché se io ho un terreno di proprietà che è stato ceduto all'ATER, non è che lo posso cedere gratuitamente al comune, perché c'è un discorso di patrimoniale anche sul bilancio, e quindi da capire chi poi potrà tirare fuori i soldi per cedere quest'area. Per esempio, se poi su quest'area c'erano o ci sono dei progetti per fare dell'edilizia convenzionata o altre cose, sembra che c'era l'idea, ma di fatto il progetto ancora non c'è, perché a suo tempo avevamo sentito anche i referenti dell'ATER, che ci ha detto che loro avevano questa intenzione, però di fatto non è partito nessun progetto, per cui la cosa si può fare. Da un punto di vista personale, ma anche qua mi metto il cappello da ambientalista, sicuramente incrementare le aree verdi e una piazza come viene proposto dal comitato è una cosa interessante, sicuramente da valutare. Allora arriva una mail che dice, da parte di Giovanni: un saluto a tutti, un augurio a questa città che sappia risollevarsi da questa travolgente ondata di criminalità. Non passa giorno che non si venga colpiti da notizie che ci portano nel disagio. Ormai ben pochi giorni passano senza che qualcosa accada di brutto. Adesso, quando si esce di casa, non si è sicuri di ritornare incolumi tra le pareti domestiche, ma anche a casa bisogna stare vigili e non permettersi distrazioni, poiché se non ti stordiscono fisicamente possono farlo telefonicamente. Personalmente l'altro ieri è stata la quinta telefonata che cercava di estorcermi denari per un presunto incidente fatto da un familiare. Questa è la classica tentata truffa dell'incidente, rispetto alla quale abbiamo scoperto che c'era un vero e proprio, virgolette, call center a Napoli che a raffica inondava di chiamate l'Italia con eventuali complici pronti a intervenire. Un'altra piaga. Sì, devo dire la verità, a me arrivano, non dico giornalmente, ma molto spesso il messaggio, penso che arrivi, ma abbiamo già in trasmissione, qualcuno l'ha detto,
mi arriva il messaggio del figlio, no? Che dice guarda ho perso il cellulare, chiamami a questo numero, e là scatta tutta una truffa per quanto riguarda ovviamente più o meno la stessa, insomma. Quindi sicuramente è un problema che è nato negli ultimi anni con tutte le tecnologie che abbiamo adesso dal punto di vista appunto cellulari, informatico eccetera, che è da prendere. Bisogna più che altro, credo, informare più possibile, soprattutto la popolazione anziana, perché poi alla fine è quella più colpita mediamente da questo fenomeno, che evidentemente non sa aggiustare anche le telefonate, no? Guarda che c'è tuo figlio qua che ha avuto un incidente, queste cose qua generalmente colpiscono proprio la parte debole della popolazione. Ne abbiamo più volte discusso, anche Punonelli in alcuni interventi che abbiamo fatto anche in circoscrizione, eccetera. È chiaro che qua quel che è importante è anche il passaparola, secondo me, no? Fra i cittadini, cui guarda che questo, no? Che effettivamente sta avendo il suo effetto, perché sono molto bravi questi, perché cambiano ogni giorno sistema, no? Ecco, quindi credo che sia molto da attenzionare, credo che una grossa parte di questo lavoro lo fate anche voi stessi come giornalisti, come Tele4, perché informate quasi giornalmente su queste problematiche, quindi devo veramente ringraziare anche voi, ma questo credo che lo debba e lo dobbiamo fare tutti proprio per dare un supporto alla parte. Ribadiamo insomma, no, che non esiste né carabiniere né poliziotto che chiederà mai soldi ad alcuno, quantomeno per diciamo teoriche cauzioni eccetera. Non esiste. Se chiedono cose del genere vuol dire che non si tratta realmente di forze dell'ordine, anche perché qualora ci fosse una vera trattativa per quanto riguarda l'uscita dal carcere, cose del genere, ci sarebbe già di mezzo un avvocato, ci sarebbe tutta un'altra situazione. Buongiorno Sveglia Trieste, quando gioca in casa la Triestina la via Carpineto non viene chiusa, allora perché la si chiude per un concerto causando il non transito della linea 8, togliendo il servizio dei bus ai cittadini nelle vie di Servola, Pitaco, Giardini e Carpineto? Facile far divertire gli altri togliendo la libertà ai cittadini, ma soprattutto agli anziani, dice Nevio. Nevio, la causa è il fatto che per le partite della Triestina mediamente magari ci sono 4-5 mila persone, domani sera ce ne saranno tra le 20 e le 25 mila, 21 praticamente certe, quindi si tratta di un'altra mole di persone, di questioni di sicurezza. Dopodiché chiaramente chi dopo subisce i disagi, no? Questo è normale, lo sappiamo, ma certo è un evento comunque particolare, no? Chiaramente che non si ripete ogni settimana, no? E quindi abbiamo visto che fra l'altro sta avendo un successo incredibile, no? Nel senso che veramente c'è stato, lo vediamo anche da tutti i movimenti che sono al di là di quello in strada, che lo vedete voi come giornalisti, anche tutto il movimento mediatico sui social eccetera, sono veramente, io fra l'altro con tante persone che si conoscono normalmente, quelli che hanno più o meno figli dell'età che possono interessare questi concerti, sono tutti agitati, quindi c'è veramente un grande interesse. Tra l'altro è un ragazzo che mi sembra sta facendo anche dei passi, anche quello di donare i biglietti, insomma, che comunque fa piacere alla fine. Ci sono eventi come questo che insomma, possono anche portare un valore aggiunto alla città. Certo. Telefonata, pronto? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Ciao Gino. Buongiorno. Volevo dire, in base a quel discorso che avete fatto prima delle telefonate, eccetera, no? È una strana società la nostra, perché quello che riguarda le persone normali praticamente viene lasciato andare così, senza nessun tipo di intervento. Quello che riguarda invece la politica, per esempio, su internet i siti che parlano in maniera opposta o contraria a quelli che sono i dogmi normali vengono oscurati. In questo caso, per esempio, delle truffe telefoniche, si sa il numero di telefono, perché non bloccano quel telefono e lo eliminano? Invece no, tutto va avanti normalmente. Evidentemente dietro c'è un qualcosa che favorisce questi. Mi perdoni, le ho appena spiegato che hanno sgominato la centrale da cui partivano le telefonate da Napoli e hanno tra l'altro in quel caso arrestato 11 persone. Evidentemente ce ne sono di più operative. Si è appena conclusa un'operazione di Carabinieri, Guardia di Finanza che aveva sgominato una delle centrali. Di
comunicazioni che dicono, per esempio, c'è un pacco regalo per te, se ti interessa clicca. Sì, poi quello è un quando virus. clicchi ti chiedono la carta di credito perché per recapitarti il Sì, è un pacco virus, servono 3 euro e attraverso questa carta di credito poi ti puliscono i conti, evidentemente, no? C'è la polizia postale che sta lì tutto il giorno a guardare queste cose, però sono rarissime le cose che vanno poi prese e vanno a buon fine, no? Scusate questa... Saluti, buongiorno. Grazie, sì, effettivamente c'era appena stata un'operazione sul fronte delle truffe telefoniche. Credo che informare il più possibile la popolazione sia uno dei punti, secondo me, Ecco, cruciali. qua dice la signora che ci scrive: le circoscrizioni potrebbero ciclicamente informare gli anziani del proprio territorio, magari con volantini, piccole riunioni nel rione o nei bar, dice Renata. Sì, diciamo che sicuramente possono dare un aiuto alle circoscrizioni, questo è uno spunto da tenere presente. Sì, è un po' cambiato, ne parlava qualcuno proprio a Sveglia Trieste di recente, perché una volta le circoscrizioni erano gestite un po' diversamente, anche da un punto di vista strutturato. Faccio un esempio che è un po' economico, ma che poi si rivale su tutto il resto. Il presidente di circoscrizione una volta aveva proprio un piccolo stipendio, insomma, no? Cosa che adesso non succede. E questo faceva sì che il presidente di circoscrizione era effettivamente molto presente proprio in sede e quindi riceveva spessissimo i cittadini, anche perché poteva permettersi magari di fare poco altro, ma se uno deve lavorare tutto il giorno, poi magari ha altri impegni, famiglia, questo o quell'altro, riesce a dedicare una parte limitata del suo tempo ai cittadini. Questo da un punto di vista, ovviamente il risparmio è secondo me irrisorio rispetto a quello che può essere un bilancio comunale, però magari dava un servizio al cittadino che adesso è stato così limitato. È previsto dal regolamento che il Presidente riceva comunque i cittadini, che ci sia addirittura un giorno alla settimana dedicato, eccetera, ma pochi lo fanno perché effettivamente è un impegno che è gravoso da un punto di vista economico. Faccio l'esempio, noi consigli circoscrizionali, così sfattiamo un mito, alla fine, come lo diceva proprio, mi pare Giorgi se non sbaglio l'altro giorno, prendiamo poche centinaia di euro all'anno per il lavoro che facciamo. E io devo dire la verità, se considerate che noi facciamo mediamente quei 3, 2, 3, 4 al massimo consigli al mese, può succedere che stiamo sono anche le commissioni, quindi dalle 7, 7 e mezza di sera fino alle 9, 9 e mezza, ma succede come è successo fino alle 11, no? In questo lasso di tempo con quello che prendiamo magari non riusciamo neanche a pagare la benzina per l'auto per arrivare su, quindi è puro volontariato quello che facciamo. Ma noi lo facciamo come consiglieri che poi siamo già presenti sul territorio, perché io basta che vado sotto casa a prendere il pane, già c'è il cittadino che mi ferma, che mi chiede le cose. Presidente è una cosa un po' diversa, che poi coordina anche tutto il consiglio, coordina quelle che sono le commissioni, eccetera, quindi forse dovrebbe avere un supporto diverso. È vero che molto lavoro lo fa la segretaria, devo dire la verità, noi abbiamo una segretaria molto, molto attiva, fa la segretaria di circoscrizione, però è chiaro che poi le decisioni vengono prese in seno al Consiglio e dalla Presidente. Secondo me qua sarebbe un po' da rivedere, al di là delle competenze. Per esempio io ho fatto più volte questa battuta, perché era uscito più volte che appunto si deve rivedere tutto il sistema delle circoscrizioni, i regolamenti, eccetera. Secondo me il regolamento della circoscrizione è abbastanza chiaro, deve essere applicato in toto, quindi anche nelle competenze che spesso non vengono date alle circoscrizioni. Secondo me più che rivedere l'impianto normativo è da rivedere il sistema di come. Fra l'altro noi ne abbiamo 7 di circoscrizioni, che forse sono un po' troppe. Io faccio l'esempio, sono circoscrizioni, per esempio in Altipiano, che hanno un vasto territorio, però di fatto prendono 5-6 mila abitanti, quando per esempio la nostra ne prende 50.000. Quindi forse magari ridurre un attimo il numero di circoscrizioni, dare qualche competenza in più
e magari qualche soldino in più al Presidente e ai consiglieri per poter lavorare meglio, potrebbe essere un'idea, al di là di fare richieste che sono state fatte anche in Consiglio Comunale, di fare altre commissioni, altre cose. Certo. Non servono, non serve, bisogna snellire la procedura secondo me e dare un attimo più servizio. Comunque condivido quello che ha detto la signora, vedremo un attimo di attivarsi in qualche senso. È vero che noi abbiamo comunque una mail dedicata, ci sono dei numeri che può chiamare in qualsiasi momento, abbiamo ogni consigliere istituzionale ha la propria mail personale, ci può scrivere, quindi diciamo che questo funziona soprattutto, ho visto, perché quello è un ruolo importante che hanno le circoscrizioni, per tutte le segnalazioni che noi commentavamo prima, per tutte le segnalazioni che noi facciamo per esempio su manutenzione, strade, marciapiedi eccetera. E ha un risvolto importante alla fine, non si riesce a far tutto, però io vedo che gran parte delle segnalazioni non sarà domani mattina, ma nell'arco di qualche mese, qualche settimana, poi in qualche modo si riescono a fare, si risolvono, magari sollecitando un po' gli uffici, quindi sicuramente è una funzione importante questa, d'altronde le circoscrizioni sono la prima linea dell'amministrazione comunale sul territorio. C'è ancora una telefonata, la sentiamo, pronto? Pronto, buongiorno? Pronto, sento che c'è la linea, ma non sento nessuno parlare. Va bene, allora chiudiamo qui, andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste con il Giorgio Cecco di Idea Giuliana. Do un aggiornamento sulla situazione dei 3 giovani dispersi nel fiume Natisone presi dall'ondata di piena. Sono riprese questa mattina le ricerche anche con gli elicotteri di 3 ragazzi dispersi travolti dalla piena del fiume Natisone. I vigili del fuoco hanno mantenuto anche durante la notte un presidio nel campo base allestito a Premariacco. Rivediamo appunto le immagini. Proseguendo le verifiche nella zona immediatamente a ridosso del ponte romano. Da stamani, anche grazie alle condizioni meteo migliori, sono in azione i droni della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. A quasi 20 ore dalla scomparsa le possibilità di trovare i dispersi ancora vivi sono quasi azzerate, sia per la velocità dell'acqua sia per l'ipotermia. Gli esperti sono persuasi che il fiume possa restituire i corpi dei ragazzi perché il Natisone ha quello che è stato definito un carattere torrentizio estremo. Piene improvvise come quella di ieri sono alternate a sgonfiamenti altrettanto repentini con portate d'acqua che improvvisamente si fanno esigue. Quindi di fatto quella che è la notizia è che insomma, si cerca in qualche modo di rintracciare i corpi dei tre ragazzi, le 2 giovani e il giovane, che sono stati appunto sorpresi dalla piena nel Natisone. Tra l'altro immagini, Cecco, che insomma, fanno veramente impressione. Allora, fanno veramente venire i brividi, ovviamente la vicinanza nostra alle famiglie, chiaramente, ovviamente come si usa dire la speranza è sempre l'ultima a morire, chiaramente, però la vedo veramente difficile. Credo che il messaggio che possiamo dare a tutti i ragazzi è di stare molto attenti. Ecco, io commentavamo anche così fuori onda, effettivamente ci lascia un po' perplessi il fatto che in qualche modo non siano riusciti a capire il pericolo e allontanarsi in tempo. Io personalmente ho fatto tanto sport nella mia vita, ma anche attività che avevano un po' un risvolto un po' più rischioso. Ho fatto torrentismo per esempio alcune volte, sono cimentato, ma credo che bisogna porre molta attenzione quando sono queste cose. Diciamo che la foto che dal mio punto di vista colpisce di più non è quella dei 3 abbracciati, ma è questa, no? I 3 ragazzi sull'isolotto al centro del fiume, potevano scappare, prima no? della tragedia. Ecco, in questo momento, no, quando vedi questa situazione, esatto, a me verrebbe da dire mi lancio verso l'argine, mi aggrappo magari a uno degli alberi, ma provo in qualche modo
ad andarmene prima che sia troppo tardi. Evidentemente è stato sottovalutato il pericolo, si pensava che la situazione non si sarebbe aggravata ulteriormente, perché altrimenti non si spiega, no? A quel punto uno si lancia su uno di quegli alberi a 1 metro di distanza dall'isolotto e cerca in qualche modo, no, anche attraverso gli alberi stessi, di provare ad avvicinarsi all'argine, anche perché da qualche parte ovviamente sono arrivati. Sì, no, è chiaro che in un momento così anche di panico non tutti reagiamo nella stessa maniera, no? Bisogna un attimino capire, è difficile trovarsi in certe situazioni, poi le reazioni sono diverse. Diciamo, torno a ripetere, su queste cose dobbiamo un attimino anche qua lavorare un po' sull'informazione, far capire un attimo ai giovani che certi rischi, ma lo vediamo ogni giorno sui social, che magari per farsi il selfie, no, vanno in situazioni veramente pericolose. Questo è un messaggio che comunque si continua a dare, ma che bisogna continuare appunto a dare, assolutamente. Assolutamente, poi insomma quando si va a fare delle escursioni del genere, così come si va in montagna, in mare, no, bisogna sempre tener conto di essere aggiornati sulla situazione meteo. Allora, volevo far vedere invece un servizio relativo al maltempo a Trieste che apre anche il tema ambientale in qualche modo, perché ci porta a ragionare anche su questo. Quello che è successo con la bomba d'acqua a Trieste, via Mazzini allagata, gli altri problemi, 2 trombe d'aria pare in golfo nella notte. Andiamo a vedere. Pazzesco. Il tassista che non sa dove far scendere il cliente in una via Mazzini come un fiume in piena è l'immagine più emblematica dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su Trieste. A pagare lo scotto peggiore proprio il centro storico, con pedoni costretti a guardare strade e sottopassi dopo essersi opportunamente tolti le scarpe, auto in panne sotto i cavalcavia e una quindicina di allagamenti fra scantinati, garage e la galleria Fenice che collega via Battisti a via San Francesco. Nella notte poi i ripetuti temporali che si sono abbattuti fra il capoluogo giuliano, Muggia e il litorale istriano hanno dato vita anche ad alcune trombe marine segnalate in golfo. Un fenomeno monitorato dagli appassionati di tornado in Italia e spiegato poi nel dettaglio dai previsori dell'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA. Già ieri mattina sulla costa l'atmosfera era particolarmente calda e umida e con questa situazione l'arrivo dell'aria più fresca in quota, una depressione che ci sta interessando, sono condizioni decisamente favorevoli, oltre che ai temporali con piogge intense come abbiamo visto, anche alla possibile formazione di trombe marine, anche perché dobbiamo ricordare che il mare comincia a essere già piuttosto caldo. Nei giorni scorsi in superficie l'acqua aveva già 21-22 gradi e quando in quota come oggi arriva aria più fresca a 3000 metri, dall'idea ci sono 0 gradi, c'è un bel contrasto termico che appunto può portare a questi fenomeni che di solito però sono molto localizzati. Quanto al weekend all'orizzonte, queste le previsioni. Decisamente meglio domani, avremo una giornata più stabile con diciamo poco vento e temperature anche che riprendono, dovrebbe esserci anche un po' di sole, insomma, soprattutto sulla costa. Resta però comunque un po' di variabilità anche domenica, condizioni direi più soleggiate sulla costa ancora rispetto a domani, ma diciamo resta comunque sempre un po' di moderata instabilità. Tra qualche istante commentiamo questo, c'è la telefonata, poi andiamo da Giorgio Cecco. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? Sì. Con chi posso parlare? Signora in onda, prego, vada. Posso? Sì. Allora. Signora, è in onda già da 1 minuto, coraggio. Io sono una pensionata. Bene. Senta, allora io frequento la camminata da Barcola a Grignano, no? Sì. Ordinata ai dottori, così una pensionata di 89 anni. Sì. Allora, abbiamo contatto anche camminando con i turisti, contenti perché veramente anche il castello di Miramare è magnifico, è quella dottoressa che ha fatto miracoli. Però c'è un però. In Viale Miramare ci sono i servizi igienici, ma nessuno si preoccupa di riparare le porte, che non si può chiudere e i turisti si lamentano
perché sa, non sono tutti giovani che vanno, siamo di una certa età e hanno bisogno anche degli uffici, dei posti igienici, e le porte sono sempre rotte, non si chiudono. Allora, per cortesia, se qualcuno potete parlare, che vadano a riparare, dato che vogliamo i turisti, e ci sono parecchi turisti. Certo. Ha capito? Assolutamente. E questa è una vergogna, perché i posti meravigliosi, abbiamo queste cose, il castello di Miramare, i giardini, che ha fatto miracoli questa dottoressa, che bisogna dire che è veramente un sogno. E questi turisti sono tutti entusiasti, se lei sapesse. Noi, io e la mia amica camminiamo, abbiamo contatti, ci chiedono, ma però gli uffici, questi servizi igienici fanno pena. Mi dispiace, se lei può contattare qualcuno che vada a riparare le porte, a vedere anche che l'acqua non va, sa, sono tante cose, Certo, certo. Signora, grazie per la sua segnalazione, quindi riparazione e servizi igienici, le porte dei servizi di Miramare, dell'area precedente a Miramare, no? La camminata all'ingresso. Volevo invece tornare con Giorgio Cecco sul servizio che abbiamo visto, non solo e non tanto per gli allagamenti in sé, ma per la constatazione di una situazione meteo che evolve, cambia, ma ci porta di fronte a questi fenomeni sempre più spesso. Ora, sono stati fatti interventi al torrente Chiave molto importanti per far defluire l'acqua, sono stati fatti interventi per quanto riguarda la zona di Piazza Borsa, le condutture, le fognature. Però il tema è che fenomeni come quelli che visiamo nelle ultime ore, di bombe d'acqua ripetute, sono cose che ormai vediamo sempre di più nel tempo, così come l'acqua alta, Muggia in particolare. Insomma, una situazione di adattamento anche a fenomeni meteo che ormai diventano sempre più violenti. Sì, lo abbiamo visto nel corso degli anni. Io mi ricordo fino a un po' di anni fa noi avevamo questi fenomeni, ci ricorderemo un po' tutti, ma un paio di volte l'anno, no? C'era il solito temporalone estivo fortissimo che provocava allagamenti, e poi d'inverno c'era qualche evento di questo tipo. Adesso ormai si succedono sempre più spesso. Io faccio l'esempio, io ho fatto per tanti anni manutenzione edilizia su stabili, sia a livello diciamo di condominio, ma anche di patrimoni immobiliari, eccetera. E abbiamo visto nel corso degli anni una netta differenza proprio dalla tenuta delle nostre grondaie dei tetti, perché una volta, appunto, come dicevo, un paio di volte all'anno si risolveva il problema. Adesso sempre più costanti, e anche quello che è diciamo, il sistema strutturale del deflusso dell'acqua del tipico edificio nostro non ce la fa più a reggere. E quindi è un sistema che va rivisto in qualche modo anche da un punto di vista appunto edilizio e un punto di vista infrastrutturale, questo sicuramente è da capire. Il cambiamento climatico in atto c'è, in qualche modo l'abbiamo visto, perché sta cambiando. Abbiamo sempre avuto dei momenti, ad esempio delle primavere come queste più piovose, delle estate più calde, delle estate più fredde, però effettivamente se andiamo a vedere una media, ma lo dicono i tecnici, non è che lo dico io, effettivamente la temperatura in linea media si è alzata e quindi sta provocando assolutamente degli eventi che una volta non eravamo. Stiamo entrando in un clima tropicale di cui non eravamo abituati, ma io che insomma ho qualche anno mi ricordo per esempio quante volte l'anno c'era la bora quando ero piccolino, quanto meno c'è adesso, e quando arriva magari fa danni perché è più forte del solito, dipende insomma, poi dipende dalle annate, però veramente dal punto di vista climatico è cambiato un po' tutto. Sicuramente l'attenzione, qua devo dire la verità, dal punto di vista ambientale, l'attenzione sia delle amministrazioni pubbliche ma soprattutto del cittadino è completamente cambiata nel corso degli anni. Io ho iniziato a fare come attività collegata in qualche modo all'ambiente moltissimi anni fa, ricordo che nei primi anni 2000 presiedevo anche la commissione ambiente in provincia, no? Parlo più di 20 anni fa. Ma sono appunto responsabile di un movimento ecologista ormai da 15 anni e abbiamo seguito anche l'evoluzione e quindi c'è un grande interesse in questo momento
E deve essere così perché, come appunto giustamente dicevi tu, sta un po' cambiando tutto il sistema. Qua ovviamente ci devono essere degli interventi a livello anche pubblico e anche normativo, perché sta cambiando veramente tanto. Torno a ripetere, questi eventi come quello di questi giorni, no, che fa saltare i tombini, tutto sommato eravamo quasi abituati, no? Il problema è quando comincia a far scivolare giù pezzi di terreno, cose di questo tipo, che possono provocare veramente, al di là del disagio, anche mettere a rischio la vita umana, e quindi qua diventa un po' pericoloso. Quindi grande attenzione. Ecco, io entro un po' in quello che magari seguo un po' di più, che è il ramo infrastrutturale edilizio. Credo che dobbiamo cercare di lavorare molto anche da questo punto di vista, proprio perché siamo in ambito locale, su quello che sono gli strumenti pianificatori del nostro territorio, che vuol dire per esempio piano regolatore, piano del traffico, eccetera, proprio perché incidono su questa cosa. Nel corso degli anni abbiamo avuto un, secondo me anche sconsiderato consumo di suolo, ma non lo dico io, appunto, lo dico da tenere molto presente, e qua devo dire la verità, da questo punto di vista l'amministrazione comunale con il sindaco di Piazza è stato molto attento. Difatti il piano regolatore non ha subito grandi interventi da questo punto di vista. Secondo me comunque da rivedere per contenere il più possibile, è quello che conta in questo momento, se stiamo nel settore edilizio, è quello di riqualificare il più possibile il nostro patrimonio edilizio, piuttosto che andare a fare nuove costruzioni in aree dove adesso non c'è niente. Allora, io posso capire dove c'è già un edificio esistente che venga o sistemato se possibile, o demolito o ricostruito. Non posso pensare di andare a costruire su terreni, diciamo, vergini, perché in questo momento non è il caso, soprattutto in alcune aree che possono essere a rischio. Ecco, questo io vedrei per il futuro assolutamente, ma lo parliamo da anni, una cosa importante da tenere presente. E questo vale in linea generale, perché poi influisce sulla viabilità, sulla vita dei cittadini, su tante cose. Creare ovviamente più polmoni verdi possibili, perché abbiamo visto la valenza che può avere un singolo albero su un territorio, ma più volte viene detto, per esempio, il problema che abbiamo del caldo estivo, no? Magari si risolve più piantando un po' di alberi che magari mettendo il condizionatore, che alla fine inquina e provoca un circuito diverso da questo punto di vista. Quindi io punterei molto su questa tenuta. Torno a ripetere, c'è una grande attenzione sia del pubblico che del privato da questo punto di vista. Andiamo avanti così, ma cerchiamo di accelerare, perché come vediamo il cambiamento climatico non sta fermo. Telefonata da casa, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, vorrei dire una cosa. Sì. Sta parlando il signore. È in onda. Sì, che ascolti dal telefono. Ascolti dal telefono. Sì. Chiuda la TV, abbassi la TV, altrimenti va tutto in ritardo. Dal telefono. Sì, va bene. E volevo dire una cosa. Dunque, il signore ha detto un ventaglio di problemi e di innovazioni. Sì. Ma il sistema fognario di acque nere, acque meteoriche, sì, è stato mai aggiornato, visto l'enormità di case che sono state costruite? Questo è anche un grosso problema, che il comune e l'amministrazione attuale dovrebbe prendere atto. Il sindaco ha detto che ha pulito il torrente Chiave da tonnellate di residui. Va bene, ma è una cosa che bisogna fare, altrimenti avremo degli allagamenti. Grazie. Grazie del suo intervento. Sì, ritorniamo sul tema di prima, no? Nel senso che allora, man mano che sono stati nel corso degli anni costruiti nuovi edifici, ovviamente sono state sostituite le tubazioni dove si potevano sostituire. Chiaramente in città, soprattutto per quanto riguarda l'area del centro, semicentro, gli edifici sono quelli,
e quindi anche le tubazioni sono rimaste le stesse. Abbiamo avuto l'esempio, cos'era, un anno fa mi pare, di via Mazzini, che è saltata la tubazione. Là bisogna anche avere un po' di memoria storica. Io quando sono arrivato là mi sono permesso di dire ai tecnici: guardate che qua sicuramente ci sarà un tubo in ghisa da 100 e quello è il problema, perché la ghisa non la ripari, devi comunque cambiare tutto il pezzo. Difatti poi così è stato, no? È chiaro che man mano che si fanno dei lavori bisogna, per questo dico, torno sul discorso di prima, non è tanto da andare a costruire nuovi edifici, quindi a aggiungere, perché non ce n'è la necessità. Noi allora abbiamo visto il numero di abitanti che noi abbiamo a Trieste, più o meno è quello, anzi di recente mi pare che siamo andati un po' in calo, no? Quindi non ha senso costruire nuovi edifici, cerchiamo di qualificare quelli esistenti e giustamente, come diceva il telespettatore, prendiamo un po' in mano tutto quello che è la rete, sia acqua, gas, ma anche fognatura, che man mano viene fatta. Faccio l'esempio più della fognatura e comunque delle acque meteoriche, faccio l'esempio classico che è quello di tutte le tubazioni, ma anche quelle dell'acqua. Noi abbiamo ancora una dispersione fortissima per quanto riguarda le tubazioni dell'acqua. Noi credo che siamo intorno al 40% di acqua dispersa e che siamo magari meglio di molte altre zone. Quindi per esempio un appunto che io avevo fatto, ma che si sta muovendo in qualche modo anche attraverso la Regione, è quello di usare quello che sono adesso la possibilità che ci dà adesso il PNRR per poter rifare quello che è la rete idrica del nostro territorio. Qua però c'è un po' più complessa la cosa, perché tutti quelli che sono gli attori che si occupano di questo, quindi i vari consorzi, comuni eccetera, dovrebbero in qualche modo aggregarsi e fare un qualcosa di assieme e integrato per quello che riguarda le richieste, perché i soldini da spendere sono veramente tantissimi. Da questo punto di vista, per quanto riguarda almeno Trieste, man mano che vengono fatti degli interventi, vengono cambiate le tubazioni, però ancora c'è tanto lavoro da fare. C'è veramente tanto lavoro da fare. Allora arriva anche un'altra vignetta del nostro amico Marco Englaro sulla questione sicurezza e recita così: Zepiende muletti coi cortei in scarsella, no come noi che de muletti gavevimo il cucciarin de plastica per il gelato. E vabbè, insomma, anche qua arriva l'ironia simpatica del nostro... Ma dicevo che anche ai nostri tempi c'era qualcuno che aveva, solo che adesso mi pare che la percentuale è un po' aumentata, no? Chiaramente. Va bene, allora volevo andare a vedere anche il servizio relativo invece al presidio per la sanità pubblica fatto ieri in via delle Torri, così sentiamo anche poi la replica su questo fronte di Giorgio Cecco, il comitato cittadino che si batte appunto per la difesa della sanità pubblica. Le persone si sono lamentate perché non riuscivano ad accedere alla visita specialistica, non c'era più un distretto così premuroso. Il coordinamento per la difesa della sanità pubblica a Trieste ha rimarcato la necessità di un cambio di passo delle politiche regionali e intanto è stato lanciato l'appuntamento del 12 giugno, assemblea pubblica alle 17 davanti alla chiesa serbo-ortodossa per una denuncia sull'annunciata fine del servizio pubblico a Trieste, come ripetuto dai vari slogan. In queste settimane il coordinamento per la difesa della sanità pubblica ha coinvolto la cittadinanza tramite un questionario al quale hanno risposto circa 3.000 persone. Il 12 giugno noi presenteremo i dati del questionario, oltre che racconteremo un po' quello che abbiamo fatto un po' più nel dettaglio di quanto riuscivamo a fare oggi e poi sentiremo la voce delle persone che sono lì, perché noi abbiamo invitato tutti gli aderenti al coordinamento per la difesa della sanità. Noi abbiamo iscritte 117 associazioni, di cui una 20-30 di scala nazionale, le altre tutte locali, che credo in buona parte parteciperanno, anche se oggi, devo essere onesta, vige un po' un clima difficile, siccome le associazioni lavorano, fanno parte dell'azienda, ricevono a volte anche dei finanziamenti per l'attività che svolgono, è evidente che non sono così sicure nel denunciare eventuali carenze o difficoltà, ma noi lo faremo al posto loro, lo faremo noi.
Allora, Cecco, sul fronte di questa denuncia sulla sanità pubblica. Allora, la sanità pubblica è sempre un argomento che ovviamente prende molto perché coinvolge tutti i cittadini e quindi chiaramente ognuno di noi vuole avere la miglior sanità pubblica possibile, ricordando che noi siamo fra i pochi paesi che hanno una sanità che in qualche modo è veramente pubblica e funziona. Proprio fa un po' specie perché anche io mi ricordo che facevamo i comitati della sanità pubblica quando c'era la Serracchiani in regione, adesso sono i comitati. Generalmente chi poi alimenta questi comitati magari fino a ieri faceva parte di un partito politico comunque schierato da un punto di vista, lo abbiamo visto, adesso non voglio far nomi, ma insomma basta vedere gli intervistati e quindi chiaramente poi si pone il problema più politico che tecnico. Io credo che la sanità pubblica sia importante mantenerla pubblica e che in questo momento la Regione stia facendo un buon lavoro. C'è sempre da migliorare, assolutamente, ci sono delle cose da prendere comunque in mano e per dare sempre il miglior servizio ai cittadini. Vedo un po' queste proteste un po' di parte, devo dire la verità, perché ci sono passato anche con le passate legislature, anche dal punto di vista regionale. Torno a ripetere, io credo che sia importante comunque sentire tutti i cittadini e qua magari, visto che credo che siamo in chiusura, faccio una piccola battuta. Noi per questo, anche come idea giuliana, cerchiamo di essere più possibile presenti sui territori, anche con i nostri sia consiglieri comunali che con il nostro assessore regionale, ma anche con quelli che sono i circoscrizionali. Qua mi riallaccio sulle circoscrizioni. Abbiamo fatto un primo incontro qualche settimana fa in quinta circoscrizione Barriera, ne faremo adesso in giugno altri, sicuramente il primo credo che lo faremo a San Giovanni, quindi le tematiche che prenderemo sul territorio sono quelle proprio che ci vengono portate dai cittadini e dalle realtà locali. Grazie a Giorgio Cecco, è tutto Grazie per questa fascia, ci vediamo tra pochissimo con Alessandra Guerra, candidata alle europee di Pace, Terra e Dignità. Buona giornata. Bene, allora in attesa di Alessandra Guerra di Pace, Terra e Dignità, candidata alle europee, noi torniamo intanto a vedere quello che è uno dei servizi del nostro telegiornale di ieri, quello dedicato al vespista triestino, purtroppo scomparso in un incidente che verrà ricordato con la presenza di 300 amanti della Vespa e della Lambretta in occasione del suo funerale sabato 8 giugno. Andiamo a vedere il servizio. Mario, lei è venuto a bordo di che Vespa? Della mia la chiamo Crodi perché in Triestin crodiga, perché come tutte le crodighe prevedibile, può andare, può non andare, Vespa. Ma lei la smonta, la rimonta, cioè sa far tutto, sa mettere mano dovunque ormai. Allora, siamo abituati a viaggiare con mia moglie e purtroppo in tanti posti se non sai metterci le mani difficilmente riesci a risolvere il problema, tutto qua. È così che la famiglia e gli amici vogliono ricordare Mario Pecorari con quel sorriso e quell'ironia che aveva regalato alle nostre telecamere in occasione del raduno dei vespisti di Trebiciano andato in scena nell'agosto scorso. Era un decano del mondo della Vespa e un giramondo, il settantenne morto domenica scorsa in un incidente in piazza Volontari Giuliani. Ecco perché saranno in 300 fra vespisti e amanti della Lambretta da tutta Italia che sabato 8 giugno, in occasione del funerale alla cattedrale di San Giusto, lo saluteranno nel suo ultimo viaggio sino al cimitero. Aveva viaggiato dappertutto in sella alle 2 ruote a motore più amate dagli italiani. I suoi viaggi, diventati libri, sono Vespeggiando in Sud America, ai confini del mondo, con una Vespa PX e un balzo nella storia dal Caucaso al vicino Oriente con la Vespa. Un terzo, sul suo ultimo tour in Indonesia, era in fase di ultimazione proprio in questo periodo. Ecco perché gli amici del Vespa Club Trieste, del Trieste in Lambretta, stanno lavorando alla pubblicazione per poi venderla con ricavato devoluto interamente in beneficenza. Intanto i tanti appassionati, assieme alla moglie con cui aveva aperto il blog Mario e Sandra in viaggio, lo saluteranno con un serpentone in movimento nel suo ultimo viaggio. Allora, andiamo a vedere anche tra un attimo il servizio per tornare a fare il punto della situazione sui ragazzi in balia del fiume Natisone. Ci sono aggiornamenti relativi a quello che è il ripristino delle operazioni di ricerca.
anzi c'è un'ultima notizia: i soccorritori hanno intercettato questa mattina il segnale di uno dei cellulari di ragazzi dispersi nel fiume Natisone. Per questa ragione le ricerche si concentrano in quella specifica zona, anche se non è certo che nel disperato tentativo di sottrarsi alla piena lo smartphone sia rimasto addosso al suo proprietario. Si tratta comunque di un elemento utile a beneficio delle decine di soccorritori che stanno operando lungo il torrente, quindi il segnale del cellulare dovrebbe in qualche modo aiutare i soccorritori a identificare insomma, la zona in cui sono in questo momento, non diciamo di più per non portare chiaramente sfortuna. Andiamo a rivedere il servizio. In arrivo invece Alessandra Guerra, candidata alle europee di Pace, Terra e Dignità. Come potete vedere, questa è la situazione del fiume Natisone, che si è ingrossato nelle ultime ore a causa delle forti piogge che si stanno scaricando soprattutto nella zona slovena e che porta a valle la piena del fiume. Chiaramente si tratta di 3 giovani stranieri, come hai tu sottolineato nel corso di questa apertura della diretta, che si erano accampati nel Natisone per passare, come si dice, una serata senza però seguire l'allerta meteo che era stata emessa dalla Protezione Civile, ma che attraverso i social insomma era disponibile. Sta di fatto che si sono trovati bloccati in questa ansa del fiume all'altezza del ponte romano, tra la diga e il ponte romano del Natisone. Trovati in mezzo, hanno lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi. All'arrivo dell'elicottero però di loro non c'era nessuna traccia. In questo momento stanno lavorando chiaramente i vigili del fuoco, le squadre della protezione civile lungo tutto il tratto del fiume che parte dal punto in cui è scattato l'allarme fino all'altezza di San Giovanni al Natisone. Sul posto anche l'elicottero drago dei vigili del fuoco che sta perlustrando passo dopo passo quello che è il percorso del fiume. Notizie ultime non ci sono, quindi non bene comunque. Hanno provato a vedere se per caso si fossero aggrappati sugli alberi, sono andati su anche con una barca, salendo e risalendo le sponde, sperando di trovarli. Fino adesso non c'è stata nessuna traccia. Senti, mi confermi che erano all'interno della zona tra la diga e il Ponte Romano, no? Sì, sulla famoso Premariaco Beach. Certo. Sono stati colti dalla piena, probabilmente dal panico, e dopo è arrivata l'ondata, perché tu sai bene che il Natisone è un fiume torrentizio, quindi arriva la piena tutto ad un botto e sono partiti con la piena. Allora, ci ha raggiunto in studio Alessandra Guerra, candidata alle europee di Pace, Terra e Dignità. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno, grazie. E appena si è arrivata, seguiva con me insomma, le evoluzioni della vicenda di quanto è successo sul fiume Natisone. Pare abbiano individuato i soccorritori il segnale di uno smartphone dei ragazzi, detto che può essere che sia addosso a loro o no, visto tutto quello che è successo. Un tema che ci riporta anche alla pericolosità di alcuni diciamo torrenti della nostra regione che a carattere torrentizio avvengono queste piene improvvise, quindi bisogna sempre stare attenti alle previsioni meteo, diciamo così, no? Assolutamente sì, da sempre questa regione è una regione a rischio dal punto di vista meteorologico, per cui ci vuole probabilmente tanta prevenzione anche nell'informazione, perché nei momenti in cui torna il bello ci dimentichiamo di che cosa succede purtroppo. Io vado da sempre in montagna ed è un altro di quei luoghi in cui bisogna stare particolarmente attenti al tempo. Allora, guarda, torno a quello che è il tema anche del suo invito qui a Sveglia Trieste, ovviamente la candidatura alle elezioni europee. Le chiedo innanzitutto, prima diciamo dei temi specifici, come fare in una campagna elettorale che probabilmente più seguita, dove ci sono tanti comuni al voto rispetto al tema dell'europeo, diciamoci la verità, come avvicinare la popolazione ai temi europei, perché per esempio in una città come Trieste è evidente come la tematica europea si interseca nella vita quotidiana sia per la zona di confine che per la rotta balcanica che per tanti altri temi. Poi però molto spesso ci troviamo in situazioni di elezioni europee in cui la gente dopo al voto non risponde. Beh, grazie della domanda bellissima, perché è una campagna elettorale strana, insolita. Io non faccio politica dal 2008, ho ricominciato adesso e devo dire che ho trovato una situazione elettorale totalmente diversa dal passato, cioè la partecipazione attiva, quella
di popolo, quella in mezzo alla gente, è praticamente inesistente. È come se i partiti per lunghi anni si fossero spostati sui social, si fossero spostati diciamo, a una direzione virtuale della politica. Niente più sezioni di partito, niente più partecipazione nei paesi, nei paesini, tra la gente, nei bar. E quindi per noi che siamo partiti con Michele Santoro con 0 finanziamenti e 0 possibilità quindi di poter utilizzare la grande macchina della comunicazione costosa, abbiamo fatto il porta a porta sostanzialmente. Abbiamo cercato di informare, grazie alle TV come voi, poche, quello che è votare Europa oggi. Innanzitutto, per questo la domanda è molto bella, si fa una grande confusione tra l'Europa dei popoli, delle nazioni e la grande Europa che è stata costruita dalla caduta del muro di Berlino in poi, perché prima era un'Europa sostanzialmente economica, era un'area da euro, e l'Europa che noi vorremmo non arrivasse mai, cioè quella con un proprio esercito, con la difesa, con un'autorità sovranazionale che scavalca gli Stati europei. Questa non è l'Europa che avevano progettato i padri fondatori, che si occupavano soprattutto di economia e di armonizzare le politiche non solo economiche ma anche culturali, mantenendo le diversità tra i popoli, gli Stati e le nazioni d'Europa. E quindi un'Europa così, è un'Europa morbida, che sa fare i propri interessi dal punto di vista economico, dell'approvvigionamento energetico, sa tenere l'euro a una valutazione pesante per essere rispettata sui mercati internazionali, un'Europa che ha una tracciabilità sulle merci per quanto riguarda la salute poi anche nei consumi, che nessun altro ha al mondo, un'Europa che ha una protezione sociale, anche civile, l'abbiamo visto. Tutti i paesi europei si sono dati delle regole che hanno scritto tutti insieme e dalle quali possono tornare indietro quanto vogliono. Hanno a che fare con queste regole, per esempio con la previdenza sociale, le pensioni, la sanità, cioè è un'area che tutti ci invidiano al mondo e a me fa male sentire soprattutto in questa campagna elettorale, certe parti politiche che dicono fuori dall'Europa. Il problema non è fuori dall'Europa, l'Europa è stata costruita bene, è capire chi la interpreta e dove vogliamo andare, come vogliamo andare avanti, che è ben diverso. Ecco, io devo dire, pensando a questa mattina, pensando ad Alessandra Guerra, mi è venuto in mente il suo percorso in Regione, da Presidente della Regione, mi è venuto in mente anche quel confronto politico con Riccardo Illy, a cui partecipai, ero un bambino praticamente, in un'altra TV, e mi è venuto in mente appunto Alessandra Guerra che nasce nella Lega con l'idea del federalismo, proprio con quel confronto in cui Riccardo Illy, poi lo disse lo stesso Maroni, fu uno dei più stimati come governatori anche per la sua idea del Nord. Pensando al federalismo, cosa resta del federalismo oggi nel 2024 come idea, come prospettiva? Anche questa è una grandissima domanda. Io non rinnego la mia storia. Sono nata nella Lega di Bossi e di Maroni, nella Lega che non era né di destra né di sinistra, ma che arrivava da un'anima di sinistra. Maroni, Bossi, tutta quella prima Lega arrivava da lì e ha cercato di portare avanti sostanzialmente il federalismo come primo obiettivo. E il federalismo, il Nord, e adesso ci troviamo a fare il ponte di Messina con un ministro che parlava di ben altro. Con tutto rispetto, però, è finita quella Lega. E il federalismo che portava avanti Bossi e poi Maroni, e Maroni che mi ha chiesto di coinvolgere Illy, lì è finito il mio percorso politico, perché non è che sono cambiata io, è cambiata la Lega. Dalla malattia di Bossi in poi, lentamente la sbarra, o la barra, dal centro-sinistra, centro si è spostata definitivamente a destra. Da movimento la Lega è diventata partito e partito di destra e io non mi ci sono ritrovata più, mi sono ritirata. Ma quel federalismo non era
la geometria non variabile di oggi, cioè quello che sta proponendo Roberto Calderoli. Quello che sta proponendo Roberto Calderoli è il possibile in una maggioranza di destra, all'interno della quale la Meloni vuole il presidenzialismo, e un presidenzialismo forte, con una verticalizzazione della politica importante, dove la Presidente del Consiglio decide tutto, anche il tavolo dei ministri, e non più i partiti ovviamente, e dove una legge elettorale che sembra proporzionale, ma è peggio della maggioritaria, perché 4-5 segretari di partito decidono chi deve entrare in Parlamento e chi no, senza dare più spazio di fatto alle preferenze, al territorio. È evidente che stacca le persone dalla politica. La gente dice che io vado a votare o non vado a votare non si vede, perché tanto poi succede quel che deve succedere perché lo decidono loro. E questo stacca anche il concetto di territorio. Il federalismo significa che le regioni, e attraverso le regioni le province e i comuni, contino sempre di più per quanto riguarda l'autonomia nella spesa e la capacità di scelte. L'abbiamo visto con la questione del Natisone. La protezione civile è uno dei grandi fiori all'occhiello di questa regione, e anche la competenza in materia di ambiente e di infrastrutture. Ancora non è così libera per tutte le regioni italiane, ma tale competenza deve essere accompagnata anche dalla possibilità di avere le coperture finanziarie. E questo è il grande inghippo della legge Calderoli. Ce ne sono 3 di problemi. La prima: tu mi dai, Stato, alcune competenze dirette, io mi sostituisco a te tranne il rispetto della Costituzione, però mi devi dare anche le coperture finanziarie, perché se non mi dai le coperture finanziarie, per esempio l'IRAP è la più grande fregatura che lo Stato italiano abbia fatto alle regioni, tanto da farcele odiare. Si chiama tassa regionale, ma in verità buona parte di quella tassa regionale torna nelle tasche dello Stato e una piccola parte arriva in regione che sostituisce i trasferimenti di prima. È materia complicata, io ci ho messo anni di lavoro e di sudore per capire i meccanismi, per cui è difficile spiegarli se non ci sono i partiti sul territorio che informano. Il secondo problema enorme della legge Calderoli è il presidenzialismo. Uno Stato federale casomai può arrivare al semipresidenzialismo, ma non può avere un presidente molto forte e contemporaneamente delle regioni deboli, debolissime, con competenze che non hanno coperture finanziarie. Il terzo problema è che non parla dell'unica cosa che tutti gli Stati federali hanno, il Senato delle Regioni. Cioè non si può fare una riforma federale, tra l'altro basata su quella che è stata la riforma del centrosinistra, la riforma del titolo V, senza la quale Calderoli non potrebbe neanche aver presentato quella cosina che ha presentato. Se non c'è un Senato delle Regioni dove la seconda Camera non è il Senato coi senatori, ma è fatta dai presidenti di regione o comunque dai loro delegati, che si occupa degli affari regionali, come in tutti gli stati federali a partire dalla Grande Germania. Il resto è una bufala, ma il problema è che non si può neanche discutere di questa bufala. Uno, perché è materia difficile, la seconda cosa perché mancano i partiti sul territorio. Allora, facciamo così, sentiamo la telefonata, ma poi andiamo in pubblicità e subito dopo Alessandra Guerra risponderà, se non andiamo troppo lunghi. Pronto? Sì, buongiorno Stabile, buongiorno alla sua ospite. Sì. Mi sentite? Sì. Ok, salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, si parlava prima della gente che è lontana dalla politica, no? A me mi viene anche da riflettere, cioè i politici si accorgono di noi solo quando è il momento di andare a votare, mi viene da pensare. Poi dopo una volta che sono arrivati nei piani alti, sia a livello nazionale che europeo, basta, si dimenticano della gente. Allora, per l'amor di Dio, ci sono le elezioni europee, ho capito, però parliamo della gente normale che lavora ogni giorno e tutto, no? Deve tirare avanti, vede le cose che aumentano, gli alimenti aumentano, aumenta la luce, aumenta tutto. Esatto. Cosa sta facendo il governo a livello nazionale per aiutare le persone? Parliamo anche del salario minimo. Il caro Brunetta, in maniera così semplice, ha detto che non si può fare il salario minimo in Italia. Per che motivo, io mi chiedo?
Ci sono delle categorie, parlo delle donne e delle pulizie anche, come altre categorie, metalmeccanici e altro, dove la gente lavora per 4-5 euro all'ora e si fanno il mazzo ogni giorno. Perché Chiaro. non si parla anche di Chiarissima la quelle domanda, allora categorie? facciamo rispondere subito. Grazie, perché sennò salve. poi diventa difficile. Guerra. Allora, per quanto riguarda la partecipazione, sfondo una porta aperta, nel senso che ho appena raccontato che io ricordavo una politica ben diversa, una politica che, come diceva la Prima Repubblica, è lacrime e sangue, pancia a terra sul territorio, è confronto continuo con la popolazione, essere presenti con le sezioni e la rappresentanza dei partiti e i confronti nei bar e nelle osterie. Era quello la politica che ho fatto io, fatica, tanta fatica, ma anche tanta soddisfazione nel confronto con la gente, e quindi crescevano i politici e cresceva la gente. A proposito di consapevolezza, si leggevano i giornali, cioè era diverso. Oggi è vero, ci si ricorda quando si va al voto, ma perché questa verticalizzazione attraverso una legge elettorale capestro, dove comunque all'ultimo momento i segretari di partito mettono chi deve essere eletto e chi no, ed è praticamente una democrazia elettiva, stiamo arrivando all'America, non certo alla grande democrazia che ha fatto grande questo paese dopo la Resistenza e dopo 2 guerre mondiali. E ovviamente questo fa sì che tutti i temi, salario minimo dignitosissimo compreso, vadano in pasto a un Parlamento che comunque ha già deciso cosa fare a seconda di chi governa. Questo paese ha un problema enorme di riallargamento della forbice sociale. Che cosa significa? Significa che ci sono pochi soldi per tutti. È sparita la classe media e il ceto medio, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, non c'è più, non ce la fanno a far quadrare i conti. Un ragazzo che abbia la laurea, un diploma o soltanto la terza media non ha i soldi per poter partire come libero professionista. Questo è un problema enorme, è enorme. E quindi o ritorniamo a parlare di stipendi, di salari, di salario minimo, di dignità. Io ho accettato la proposta di Santoro perché oltre alla questione della pace e della terra, cioè delle nostre tradizioni e dei valori che ogni Stato d'Europa ha, c'è il progetto dignità. Dignità significa che ognuno di noi, per poter vivere bene, deve avere anche una dignità economica, una copertura sanitaria e la possibilità di avere accesso al lavoro secondo quelle che sono i suoi desideri e ciò per cui ha studiato. Non è poco. Tutto questo in questo paese non è garantito più. Allora, un istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo con Alessandra Guerra di nuovo in diretta. Eccoci. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste, Alessandra Guerra, candidata alle europee di Pace, Terra e Dignità. Allora, diciamo che nel precedente intervento avevamo volato più alto sui temi europei, vado più sul terra-terra, anche per far capire al cittadino comune, no, come può incidere l'Europa, perché faccio l'esempio del triestino e del goriziano che ancora oggi, non so, va a fare il pieno di benzina oltre confine e trova una situazione diversa. C'è chi si trasferisce in Slovenia perché vede una situazione diversa. Da un altro punto di vista abbiamo vissuto negli ultimi decenni, no, grandi aperture, la caduta dei confini, la possibilità per esempio in una terra come l'Istria di vivere, di spostarsi senza alcun confine. Sembra di essere ritornati, non dico negli anni 90, ma quasi. Questa è, mi viene da dire, l'Europa diciamo così, della porta accanto, tra virgolette. Beh, allora, la semplificazione è necessaria, però alcuni passaggi vanno ricordati, perché noi ci aspettiamo sempre grandi cose da un'Europa che siamo noi e la stiamo costruendo noi. Per fortuna siamo sul confine e l'esempio di quella che è l'Istria e la Croazia ci può aiutare. L'anno scorso ero al mare in Croazia e la cosa che mi ha colpito di più, ricordando i miei anni in politica, è stata la questione del passaggio all'euro. Cioè, sono passati l'anno scorso. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa bellissima grande Europa, che è nata con 12 paesi e siamo arrivati a 27,
non è che ci mette 2 minuti. Voi vi ricordate, penso, l'annessione dopo la caduta del muro di Berlino, di Berlino Est a Berlino Ovest. I tedeschi si sono rimboccati le maniche, hanno ordinato al paese di non andare in vacanza per quasi 10 anni e si sono accollati il rientro e l'omologazione agli standard di vita molto alti di Berlino Ovest. Ecco, noi non stiamo facendo proprio così, stiamo facendo qualcosa che ci costa di meno, però far entrare e riportare l'Europa, la grande Europa che era prima della prima guerra mondiale, diciamo chiamiamola quella che è molto cara a Trieste, della Mitteleuropa, però con un sistema monetario unico, un rispetto come c'è stato ai tempi di Maria Teresa, di tutte le etnie, le lingue, le religioni, e la capacità di far fronte con la nostra qualità estrema, senza rinunciare alle nostre industrie, ma con un occhio all'ambiente sempre più alto, ci costa caro. Cioè non è che si raggiunge in un attimo. E l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, la Slovenia, la Croazia, che è appena entrata in euro, ci mettono del tempo, ci sono dei parametri nei trattati internazionali che hanno a che fare con quello che abbiamo deciso insomma, tutti gli stati che l'hanno fondata, che vengono adottati pian piano, ma pian piano, e questo pian piano ci porta a vedere l'Europa come qualcosa di negativo e di pesante, ma in verità il risultato sarà straordinario e lo vedremo nel tempo. Se abbiamo tenuto duro fino ad oggi e autotassandoci e mettendo i fondi europei siamo noi, una parte del nostro bilancio ogni anno viene destinato all'Europa sulla base di quelli che sono ovviamente i nostri redditi e viene restituito agli Stati membri attraverso grandi progetti, il PNNR per esempio, ma questa regione per esempio ha goduto, ero assessore agli affari comunitari, oltre che presidente a quel tempo, dei grandi fondi sull'obiettivo 2, sull'obiettivo 5B, sugli Interreg, sulle aree di confine, abbiamo fatto delle cose straordinarie. Oggi le stanno facendo i paesi come la Croazia che lentamente stanno diventando come noi. La pazienza è una cosa che ha a che fare con i grandi della storia e con le virtù che la democrazia è riuscita a sviluppare in ciascuna area geografica. Noi stiamo tornando lentamente a Maria Teresa, che oggi si chiama Europa, Europa dei popoli, degli stati e delle nazioni. Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno? Pronto, buongiorno. Prego. Paolo qui. Niente, riconosco la lunga carriera politica della vostra ospite, no? Non è così lunga proprio, eh? Ma diciamo da quando è diventata presidente, da quando era presidente Venezia Giulia, insomma, poi vari periodi di vicissitudini col PD, con la Lega, con Maroni, e volevo fare un riferimento alla sua esperienza presso l'Università del Cairo, l'ospedale del Cairo. Grazie. E diciamo il rapporto che potrebbe essere importante nell'Europa verso i paesi dell'Africa, verso i paesi del Medio Oriente. Grazie mille. Che chiaramente hanno una loro importanza sul futuro europeo, perché c'è poco da fare. Qui noi parliamo di Stati Uniti d'Europa che non parlano la stessa lingua, che hanno delle visioni completamente diverse da quello che è un rapporto culturale, politico, sociale, di crescita, di quello che è proprio un paese vicino, che è dall'altra parte del Mediterraneo. E ci stiamo arrotolando e diciamo così, legando ad una realtà di carattere bellico dove la maggior parte dei paesi degli Stati Uniti d'Europa decidono di andare in guerra contro una nazione che con 500 diciamo così, soldati che può raggruppare nel giro di 2 mesi ci può invadere. Allora io dico, lasciamo stare un attimino il discorso Ucraina, Russia, cerchiamo di capire dove siamo noi, ma non dico noi, cioè noi Stati Uniti d'Europa, dove siamo, dove stiamo andando, e poi il rapporto che c'è tra Europa e quello che si dovrebbe sviluppare con l'Africa, ma comunque la cosa più importante è il momento diciamo, che stiamo vivendo, che è quello di affrontare quella criticità che ci vede oggi puntare le armi verso la Russia, che è un discorso molto, quando appunto la Russia è presente in Libia, è presente in Siria. Cioè, non ho capito, vorrei che mi desse un po' una sua idea. Insomma, grazie al nostro amico che ha chiamato, prego. Bellissima domanda e grazie Trieste, perché ogni volta che vengo qua riesco anche a parlare di me. L'esperienza al Cairo è un'esperienza che io
tengo ancora nascosta dentro il cuore, soprattutto perché mi sono occupata, e poi è finito tutto con la morte di Regeni e il Covid, di un progetto di cooperazione iniziato al tempo del Consiglio regionale, in cui col centro-sinistra, quando Maroni mi ordinò di collaborare con Riccardo Illy, per questo dico io non mi sono spostata, è la Lega che si è spostata, e si fece una legge sulla Fondazione Aquileia e si cercò, su una mia richiesta, di firmare un trattato con la grande biblioteca di Alessandria d'Egitto. A quel trattato, che non era un trattato, insomma, essendo una regione, era un progetto di collaborazione che sta nel primo libro che io ho fatto su Aquileia e che stabilisce una serie di step affinché questa regione collabori con Alessandria. E da allora io non ho mai mollato, e poi grazie a De Toni all'Università di Udine ho avuto un mandato esplorativo per cercare di allargare quell'esperienza e di portare, attraverso un progetto che l'Italia sta ancora cercando di sbloccare, le università italiane in Nord Africa e in particolare in Egitto. Abbiamo firmato poco prima del Covid un primo piccolo accordo tra l'Università di Udine, la Facoltà di Medicina e il grande ospedale italiano Umberto I al Cairo. È stata l'esperienza più sconvolgente della mia vita perché ovviamente siamo stati seguiti dall'ambasciata italiana al Cairo, ma ciò che mi ha sconvolto di più è stato sono stati i numeri dell'Africa, perché è qualcosa di travolgente. Vedere la differenza fondamentale che c'è tra la nostra denatalità totale ormai e questa esuberanza incredibile, la voglia di imitarci nelle cose buone e non in quelle in cui ormai ci siamo persi, il cuore. L'Africa ha un cuore grandissimo e la capacità di sapersi mettere a confronto su temi delicati che riguardano soprattutto la parte medica, come l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria gratuita. L'ospedale del Cairo italiano è l'unico che consente a un cittadino comune senza copertura sanitaria egiziano, è ovviamente un ago nel pagliaio, di potersi andare a curare. E quindi l'idea e il primo step, per ora ancora fermo, era quello di creare dei corsi di formazione universitari per medici e paramedici che mettessero insieme le esperienze. A quel tempo, ovviamente frequentando l'ambasciata italiana, mi accorsi di una cosa straordinaria che purtroppo il caso Regeni per noi italiani ha bloccato. Loro stanno sviluppando le PMI sul delta del Nilo e stanno copiando da noi e dalla Germania. In questo momento è la Germania a dare know-out, però è quel concetto della prima lega di cooperazione internazionale che voleva aiutare queste popolazioni a casa loro. Ed è l'inversione di tendenza sui flussi migratori. Questa è la grande Italia di un tempo, quella degli Andreotti, dei Cossiga. Per quanto riguarda la questione ucraina-russa, e cerco di andare velocissima, è la stessa cosa. L'Europa non può esportare know-out se chiamata, può avviare progetti di cooperazione, può lavorare sull'energia, può far fronte ai grandi mercati internazionali con la sua moneta unica forte quanto il dollaro, ma non può pretendere di entrare in conflitti internazionali che non ci riguardano, può aprire i tavoli di pace, ma non i tavoli di guerra, può pensare di chiedere gli osservatori internazionali per quanto riguarda i referendum che si sono svolti in Ucraina e che hanno chiesto, attraverso 4 province ucraine, la riannessione alla Russia. Non dimentichiamo che l'Ucraina è libera e indipendente dal 91, prima è sempre stata parte della Russia. Quale arroganza ci mette in testa di occuparci di identità russa? Ci sono nella grande Russia 140 identità diverse. Noi come possiamo mettere il naso in quella roba lì? La mettiamo perché abbiamo interessi economici, ma gli interessi economici si gestiscono sui tavoli di pace. 2 cose per i telespettatori. Il primo, l'articolo 11 della nostra Costituzione, che è quello che riguarda la difesa, dice che la nostra Repubblica è basata sulla pace e non si occupa di guerra. Casomai, se attaccata,
potrebbe difendersi, ma non abbiamo neanche più un esercito stabile, perché l'abbiamo dismesso per una questione di pace. Sarebbe bello diventassimo come la Svizzera. La seconda cosa, la NATO, quella che il segretario attuale Putin ha detto che probabilmente ha qualche cosa che non va, perché nei suoi atti costitutivi e continuativi dice che non si occuperà mai di attacco. Adesso il segretario generale della NATO parla di attaccare un paese a scapito di un altro. È una cosa gravissima ed è una cosa che un'Europa uscita dai 2 conflitti mondiali e dalla terza guerra mondiale fredda dovrebbe aver capito molto bene. Le giornate della memoria le abbiamo celebrate anche quest'anno e noi dobbiamo attivare tavoli di pace. Questo è il problema. Tra l'altro, quando parlava di Africa mi è venuto in mente anche un altro aspetto, no? Come dire, far crescere l'Africa, soprattutto nella componente mediterranea, come diceva, significa anche arrestare almeno in parte le migrazioni che vediamo in questo momento, il flusso di immigrati, ma significa anche diversificare l'economia. Ne parlava il presidente del porto uscente Zeno D'Agostino dicendo: se vuoi uscire dalla logica del faristi in cui ti trovi bloccato a Suez una volta ogni 2 o 3 anni, deve crescere quella rotta inframediterranea, certo, che, come dire, darà anche nuove logiche di mercato al nostro porto, che è diventato il porto del Friuli Venezia Giulia. Veramente grazie Trieste. Io quando parlo di Africa mi vengono i brividi, giuro. Io credo che l'Africa sia il nuovo orizzonte dell'Europa. Non certo la Cina, non certo la concorrenza con l'India. L'Africa, e Trieste è, ricordo la via Maris del generale Calligaris e le grandi vie euro-mediterranee che erano state ancora disegnate da De Michelis quando era ministro. Noi siamo al centro del Mediterraneo e siamo il porto più a nord del Mediterraneo. Cioè, insieme al canale Adriatico, per noi è tornare a Maria Teresa con un orizzonte africano. L'Africa è qualcosa di travolgente per me, ma credo per chiunque con umiltà provi a partecipare a un progetto di cooperazione. Io credo che tutti i politici dovrebbero farlo, con lo zaino in spalla e cercando di capire, soprattutto perché la politica dà la possibilità, quando la si fa col cuore e con la competenza, di guardare e osservare gli altri con un occhio privilegiato, ovviamente. E credo che dovremmo rispolverare, è l'unica cosa che mi piace di quello che sta accadendo al governo nazionale, il piano Mattei. Mattei è morto su questo e Mattei aveva fatto sì che l'Italia fosse la 7ª potenza internazionale più importante in termini economici, cosa che stiamo svendendo ogni giorno di più. Però il piano Mattei va finanziato e cofinanziato dall'Unione Europea e questo governo non è all'altezza. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, poi sino alle 10 con Alessandra Guerra. Dovete parlarmi di Africa. Bentrovati ancora in onda con Alessandra Guerra, candidata alle europee per Pace, Terra, Dignità. Abbiamo una telefonata che attende da un po', la sentiamo. Pronto, buongiorno? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno ai signori triestini e ai friulani. Vai Franco. All'inizio avete parlato della Lega. La Lega aveva un bel numero di votanti, di sostenitori, eccetera. Dopo avete fatto come si chiama? Io sono più bravo di te, io sono così colà, e l'avete mandata al 3%. Adesso Salvini vuol fare il ponte. Abbiamo fatto il Mose, facciamo anche il ponte. Perché no? Perché se noi prendiamo questi soldi del PNRR li sperperiamo così tranquilli, ma almeno avremo il ponte. Un'altra cosa poi, si parla tanto, è il governo così, è la Meloni colà, tutti che si criticano uno contro l'altro. Avete fatto il 6 politico, nessuno studiava perché il 6 politico era la promozione. Adesso 9 euro per ogni ora, cosa succede? Che nessuno lavora, però hanno assicurato il 9 euro l'ora. Ma è possibile?
abbiamo praticamente una porta qui che entrano tutti gli extracomunitari che ci mangiano la terra sotto i piedi, e voi cominciate a dire ma questo ha fatto questo, quello ha fatto quell'altro, ma vi rendete conto che siamo agli sgoccioli, non abbiamo niente da offrire più e arrivano questi qui che ci invadono. Niente, solo dobbiamo Grazie Franco da Udine, prego guarda. Ma è difficile mettere insieme una risposta su tanti spunti, no? Perché c'è un comune denominatore, che è quello che abbiamo detto all'inizio. Manca la politica partecipata, cioè se ci fossero di nuovo i partiti, le serate sul territorio, la politica di incontro della popolazione, ci si confronta step by step e giorno dopo giorno. In questo modo è difficile, c'è un problema enorme in questo momento di comunicazione anche. Insomma, non lo dico io, l'ha detto Santoro, che prima di essere in questo momento uno che è sceso in campo è ed è stato uno dei più grandi giornalisti del nostro paese. E lui ha aperto servizio pubblico e Floris lo ricorda sempre, per quello che può ancora, dicendo che oggi i giornalisti rischiano. La questione di Telemeloni non è un problema di scazzo tra destra e sinistra, passatemi la parola. Il problema è reale, lo dicevamo prima, non ci sono confronti più tra parti politiche. Ridevamo dicendo un tempo c'era Berlusconi contro Fini o contro D'Alema da Vespa. Oggi è impossibile vedere un confronto di questo genere, per cui la gente non riesce a farsi un'idea, vede una serie di monologhi davanti alla macchina da presa, dove possibilmente neanche un giornalista fa le domande, a meno che non sia un giornalista di parte e le domande non siano concordate. È difficile che la gente si faccia un'idea seria di quello che sta accadendo in questo Paese. C'è una carenza di informazione e di confronto che sono l'avancamera, chiamiamola così, cioè l'anticamera di una mancanza di democrazia progressiva. Allora, abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno? Buongiorno, mi Prego chiamo signora. Esther. Prego. Io ero, anzi sono, ma ti sento parlare Sì, la sentiamo signora, prego. Ecco, dunque nel 93 lei è andata, era diciamo nella Lega, poi se n'è andata, veramente Bossi l'ha mandata via. Non è così, sono andata via dalla politica io. E è andata col PD. Ah sì, ma sono andata col PD senza fare carriera. Forse, vede, non ho mai chiesto posti al sole più io. Non ho più chiesto posti elettivi, sono andata semplicemente nel circolo, potevo andare tranquillamente da Bersani a chiedere di essere eletta di nuovo, visto che avevo consensi, sono andata nel circolo del mio paese a collaborare, alle sagre. È tutto documentato questo. Guardi, non racconti cose che non sono vere, e sa perché ha finito il suo percorso. Ho scritto 2 libri su questo e nessuno mi ha querelato. Vabbè. Se posso. Ha detto la sua? Sì, c'è una domanda in tutto questo, signora? È cattiveria, gratuita. Vabbè, ok. Andiamo avanti perché mi sembra che... No, una sola cosa. Ho scritto 2 libri su quello che è successo e ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Io nel 2008 ero sulla lista prima dei ministri e poi dei sottosegretari, ho ritirato io, e c'è su tutti i giornali, la mia candidatura alla Corte d'Appello, perché la Lega con Bossi malato da centro-sinistra è passata a destra. Esattamente 15 giorni dopo la decisione di Maroni di invitare Riccardo Illy, che stava a sinistra, prima al Parlamento del Nord a Vicenza e poi al Governo del Nord. Siccome sapevo che, essendomi ritirata e avendo semplicemente svolto attività da privato cittadino, iscritta al PD per partecipare e non buttar via tutta la mia esperienza politica
all'aiuto di alcune elezioni comunali. Questa è stata la mia esperienza. Non ho chiesto posti al sole, non ho chiesto stipendi e poi non ho fatto più politica, se non qualcosa coi Verdi dopo, ma per rappresentanza. Io ho scritto 2 libri su questo e nessuno mi ha querelata. Il primo l'ho mandato a Maroni, il secondo a Calderoli, testimoni anche a Roma, dicendo: se c'è qualcosa che non va e di non vero, ditemelo che correggo. Questa è la mia correttezza intellettuale, verbale e di dignità. E non accetto mai più che mi si dica la Lega ti ha sbattuto fuori. No, sono andata fuori io per coerenza. Bene, allora abbiamo risposto anche alla signora. Allora, torno invece a temi, diciamo, cittadini internazionali allo stesso tempo. Parlavamo prima della questione della rotta balcanica, delle migrazioni. Nel nostro territorio c'è un problema chiaro di gestione non solo dei migranti tout court, ma in particolare dei minori stranieri non accompagnati. C'è questo problema, c'è il problema anche della microcriminalità che talvolta ne consegue. L'esempio sono le scuole di San Giacomo, dove le mamme sono preoccupatissime perché i ragazzini devono andare a scuola vestiti il meno appariscente possibile, possibilmente senza mai far vedere lo smartphone, perché vengono rapinati. Ora, c'è una questione di gestione, c'è una questione di microcriminalità, è una cosa che impatta però sulle vite dei cittadini. Beh, certo, io cerco sempre di ragionare sulle cose e di prendere distanza dalle emozioni, perché altrimenti la penso come i cittadini. In questi lunghi anni di ritiro dalla politica mi è capitato di svolgere un lavoro anche a Napoli. A Napoli la situazione è uguale ma diversa qua, cioè la microcriminalità è italiana. Perché? Perché c'è una dispersione scolastica, un problema all'interno delle famiglie che non hanno reddito, di gestione dei figli, insomma tutta una serie di problemi sociali che i cosiddetti ammortizzatori sociali, in particolare il grande presidente De Luca, stanno cercando di correggere partendo dal basso, cioè dal recupero dei ragazzi di strada al fatto di riportarli a scuola, dal sostituire le famiglie dove non ci sono attraverso progetti educativi di integrazione reale. Perché se non costruiamo gioventù e infanzie rubate alla strada e riportate sulla strada giusta, non è che possiamo pensare di tagliare la microcriminalità in alto. Quando arriva in alto ormai non c'è più rimedio, c'è una coazione a ripetere. E poi c'è un secondo problema, e qui ce l'abbiamo con gli stranieri, il problema della microcriminalità e non solo, ma se noi andiamo a confrontare, e vi invito a farlo, basta aprire internet, i reati che hanno a che fare con la criminalità organizzata, che non è straniera, i reati che hanno a che fare con la criminalità ordinaria, provenienti da stranieri e provenienti da residenti o da italiani, non c'è una grande differenza e questo è un dramma, perché la statistica non è un punto di vista, come non è un punto di vista il fatto che abbiamo un problema enorme e va usato il senso di realtà. I posti di lavoro che riguardano soprattutto la classe operaia non vengono occupati dai residenti e dagli italiani, per cui o chiudiamo le fabbriche o dobbiamo risolvere il problema dell'incoming, come si dice in inglese. E se noi importiamo, perché gli imprenditori lo fanno, giustamente, perché sennò chiudono, manodopera dall'esterno e dall'estero, dobbiamo formarla, integrarla, non trattarla da diversa e cercare in qualche modo di farla diventare, senza togliere e strappare loro le radici, uguale a noi per quanto riguarda il civismo, cioè le regole civili. Questo è essere realisti. Poi se vogliamo ragionare di pancia, cominciamo a sparare addosso a tutti e non andiamo da nessuna parte, perché il mondo ce lo ritroviamo così ormai. Tra l'altro è quello che oggi dice anche il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che di fronte a numeri di anche emigrazione degli italiani, laureati, professionisti, dice ci servono più immigrati, ma con un'immigrazione regolata da flussi rispetto a quelle professionalità che servono, diciamo così. E da una capacità reale di integrazione, politiche di integrazione sono difficili, ci vuole gente specializzata e ci vuole amore. Non si può trattare un essere umano come un oggetto. Ormai è qua. E quando è qua, che Salvini voglia o no, non lo manda più via neanche lui, perché l'abbiamo dimostrato ormai, che i flussi sono perfino aumentati da quando governa la destra.
Per cui questo problema o chiudiamo gli occhi, mettiamo le mani davanti agli occhi e facciamo finta che non esista, o dobbiamo organizzarlo per farli diventare cittadini come noi. Grazie Alessandra Guerra di Pace e Terra Dignità, candidata all'Europea, per essere stata con noi. È tutto per quanto riguarda questa puntata di Sveglia Trieste. Appuntamento alle ore 13, poi 13:20 con il telegiornale con gli ultimi aggiornamenti sulle notizie del giorno. Restate con noi, restate su Tele4. Grazie e viva Trieste!